Buongiorno, ben ritrovati di nuovo in diretta con la nostra prima edizione in questo 26 di agosto che ci vede avvicinarci sempre di più alle elezioni del 25 di settembre. Tanti i temi che metteremo sul piatto come sempre, non solo nella parte politica finale come sempre della nostra prima edizione. C'è evidentemente il tema del gas e dell'emergenza, ormai gas in primo piano, e delle bollette, dei rincari, un'ampia pagina che vi proporremo fra poco. Il tema anche dell'economia, del primo settore. Con Lucio Zanato andremo a osservare e a raccontare questi primi giorni di vendemmia con tante incognite, dalla siccità alla flavescenza dorata, questo morbo appunto che colpisce alcune colture. Parleremo dei prezzi crollati, degli acquisti crollati di frutta e verdura al mercato, sempre legati ovviamente alla crisi, con uno sguardo a quello che accade ancora tra Ucraina e Russia, temi economici e temi ovviamente della cronaca, a partire dalla sicurezza stradale, o meglio dalla insicurezza stradale, perché lo sappiamo, è stato un agosto e continua a essere un agosto terribile sulle nostre strade, e purtroppo non solo lungo le nostre strade, perché ed è la prima notizia che vi diamo, cioè una identificazione delle vittime dello spaventoso incidente che è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri nel Piacentino in A21 tra mezzi pesanti tra Caorso e Castelvetro in direzione Brescia. Lo schianto tra mezzi pesanti che si è trasformato in un inferno di fiamme. Ebbene, ci sono le due vittime che sono rimaste carbonizzate nello schianto in A21, sono due autisti camionisti veneti, il vicentino Nicola Negro di 56 anni e il veronese Stefano Cappellin di 54 anni. Un inferno ieri in questo tamponamento tra mezzi pesanti, un'autocisterna di bitume altamente infiammabile, un furgone e poi un camion che trasportava rotoli di carta. La cisterna e il furgone hanno preso fuoco e i due conducenti appunto sono morti carbonizzati, e poi ovviamente c'è stata l'attesa per il riconoscimento dei corpi carbonizzati. Sul posto ovviamente i vigili del fuoco. Dunque due vittime venete nell'inferno in A21 che ieri ha scosso la zona di Piacenza lungo l'autostrada A21. E poi c'è la piaga che sta colpendo la Marca in questo agosto con le 11 vittime sulle strade, molti giovanissimi. Ci sono e proseguono le indagini della polizia stradale sull'ultimo schianto, l'ultima tragedia, quella avvenuta 2 notti fa a Castelfranco, nel quale ha perso la vita il 17enne Kevin Carraro, che dopodomani avrebbe compiuto 18 anni. Bisogna accertare con esattezza la dinamica, stante il fatto che si è subito acclarato che il conducente alla guida del SUV non aveva bevuto, non era in stato di alterazione psicofisica. Ma allora risentiamo anche le voci della tragedia di Castelfranco, l'ultima che ha colpito la Marca e il Veneto. O lui non ha capito l'intenzione della macchina, la macchina non ha capito le sue, la macchina ha cercato di sorpassare Kevin, ma Kevin era già troppo, cioè era quasi nell'altra corsia in pratica, e quindi l'ha travolto in pieno. Cioè, io proprio visto la scena, cioè lui, la sua espressione facciale, tutto, di quando è stato, cioè la macchina davanti, non si aspettava di ritrovarsela davanti. Sono gli amici che si trovavano con Kevin Carraro a raccontare i suoi ultimi istanti di vita. Kevin, tra 3 giorni avrebbe compiuto 18 anni, era il più grande del gruppo e frequentava l'Ipsia. Erano in 7 poco dopo la mezzanotte a percorrere in bici questo tratto di Via Lovara da Campigo a Castelfranco. Di ritorno da una serata trascorsa prevalentemente in un locale della zona, erano tutti diretti a casa. Stavamo procedendo in fila indiana in bicicletta in direzione di casa per tornare a casa, e lui era poco avanti di me, e rispetto a noi purtroppo lui era già verso, come dire, verso in mezzo alla strada. Ci ha fatto i fari, ci siamo cercati di spostare tutti in parte. Non ho capito il motivo, non ho capito bene il perché. L'ho rivisto in mezzo alla strada con la macchina che l'ha travolto.
Stando alle testimonianze degli amici, quindi Kevin si sarebbe pericolosamente portato a sinistra. I segni sull'asfalto parlano di una traiettoria quasi impazzita. L'impatto è violentissimo, il 17enne viene sbalzato di diversi metri. Noi abbiamo visto per aria, non abbiamo lasciato le bici per terra, la macchina si è fermata subito. Il conducente, un giovane uomo di Vedelago, chiama i soccorsi mentre gli amici cercano di fare il possibile. Sono attimi concitati. Abbiamo messo una maglietta dietro la testa che perdeva sangue, abbiamo subito chiamato l'ambulanza, sono arrivati dopo 5 minuti e basta, hanno fatto tutto loro poi. No, non era cosciente. Siamo stati là a rianimarlo e batteva il cuore, quindi ancora batteva. Tu come stai? Sono scioccato. Kevin morirà dopo circa un'ora. Sul posto i ragazzi vengono raggiunti dai genitori. A parlare è una delle mamme. Quando siamo tornati a casa solo piangi, l'ho visto anche adesso. Non hai mangiato niente, piangi, perché il suo amico proprio era davanti a lui. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti dell'automobilista con i rilievi affidati alla Polstrada, che resta in attesa anche degli esami alcolemici e tossicologici di rito. Allo stato attuale però sembrano escludersi positività. C'è da verificare se tutte le bici fossero dotate di fari e da capire se anche i ragazzi, vista la minore età, avessero bevuto prima di inforcare le biciclette. Qualche volta veniamo qua. Avete ascoltato musica? Cosa avete fatto ieri sera? Abbiamo bevuto qualche spritz e basta. Kevin viveva con i genitori in via Valsugana e non stava mai fermo. Il freerunning, come si vede sui social, era la sua passione. Kevin era il ragazzo più responsabile, dato che era il più grande, ci teneva tutti noi, siamo tutti come fratelli alla fine. È un ragazzo stupendo. Mi ricordo le sue ultime risate, Un bravo ragazzo, solare con tutti, simpatico, non ti aveva mai fatto un torto, una brava persona, non se lo meritava, di certo non lui. Insomma, una sbandata fatale di quella bicicletta verso sinistra all'origine di questa tragedia, ma come dicevamo le indagini della Polstrada proseguono per accertare con esattezza la dinamica. Intanto c'è chi ricorda che in quel punto 20 anni fa un bambino morì, era il figlio di Paola Conte Bortolotto, che poi si è battuta per anni per la sicurezza della strada e ha detto ieri ai nostri microfoni nei servizi di Christian Arboit, è una ferita che si riapre. È successo proprio appunto qua in questa strada a pochi metri da quanto è successo questa notte. E Andrea si era messo in sicurezza sul ciglio della strada, è sopraggiunto un motociclista che credeva di conoscere la sua moto, ha compiuto un sorpasso dove non doveva farlo, non è riuscito a rientrare e ha colpito Andrea in modo definitivo. Tuo figlio è morto a quanti anni? 12 anni. Era solo un bambino Andrea Bortolotto quando venne travolto a pochi metri da casa, sempre qui in via Lovara a Campigo di Castelfranco. Da allora la mamma Paola Conte ha dedicato la sua vita ai temi della sicurezza stradale, entrando nelle scuole e parlando ai giovani. Lo schianto che è costato la vita al 17enne Kevin Carraro l'ha svegliata nel cuore della notte. Il dolore è che questa notte è stato rinnovato completamente, sembrava di essere lì, vedere appunto rianimare il ragazzo quando sono sopraggiunti i genitori devastati ovviamente, e è stato un rivivere tutto, perché è un dolore che non passa mai, si trasforma ma non passa mai, si riaccende anche in questo periodo dove appunto abbiamo tutti questi casi. E quello che fa rabbia è che la prevenzione è possibile, ma dobbiamo muoverci a livello governativo a questo punto, non a livello locale, con iniziative locali. Ben vengano anche quelli, ma è la politica a livello dello Stato che deve muoversi. Dunque le parole raccolte ieri dal nostro Christian Arboit nei suoi servizi, lo dicevamo, è una piaga trasversale che riguarda un po' tutte le province, in particolare la Marca. Come sapete il capo della Procura di Treviso Martani in questi giorni ha parlato di una vera e propria piaga sociale, soprattutto in riferimento a chi si mette alla guida al volante in stato di ebbrezza, e ha annunciato a giorni un vertice proprio in Procura per fare il punto della situazione. Trasversale questo
questo malcostume anche delle infrazioni e di chi non rispetta il codice della strada. Guardate cosa accade a Vicenza, dove il rilevatore semaforico all'incrocio di Viale del Verme registra quasi 900 infrazioni in 15 giorni. Mancato rispetto della corsia di canalizzazione, passaggi con il rosso, manovre pericolose in uno degli incroci più trafficati della città, dove si stima transitino 20.000 veicoli al giorno. Ce n'è per tutti in questo monitoraggio antifurbetti della corsia. Ecco i numeri delle infrazioni rilevate nelle prime 2 settimane di agosto dal dispositivo semaforico attivo dall'1 all'incrocio di Viale del Verme con strada Sant'Antonino e con Via La Marmora. Abbiamo riscontrato che nella direzione verso Treviso ci sono parecchi veicoli che transitano con luce rossa e che non rispettano sostanzialmente la canalizzazione, nonostante ci sia la regolare segnaletica posizionata e nonostante abbiamo messo già da prima dell'attivazione del semaforo dei cartelli aggiuntivi specificando che c'è il controllo semaforico attivo e specificando proprio nella direzione di Treviso che bisogna rispettare la canalizzazione. Sono state 848 le infrazioni rilevate automaticamente dal dispositivo in questi 15 giorni. Per 756 conducenti è scattata la sanzione e la decurtazione di 2 punti dalla patente. 712 veicoli con semaforo rosso non hanno rispettato la corsia di canalizzazione per effettuare la svolta obbligatoria a sinistra, procedendo invece in direzione Treviso, mentre 44 hanno superato la striscia di arresto con luce rossa. Infine, 54 conducenti hanno attraversato l'incrocio con il semaforo rosso nelle 2 direzioni principali e altri 38 hanno svoltato a sinistra, sempre con semaforo che proietta luce rossa. Non solo la sicurezza stradale, un'altra piaga che riguarda non solo l'Italia ma anche il Veneto, quanto è successo a Bologna con la 56enne presa a martellate dal compagno, uccisa a martellate, richiama ancora una volta il tema della violenza sulle donne. Un 39enne, restiamo nel Vicentino, è stato arrestato dai carabinieri per aver sequestrato e segregato in casa una donna con cui aveva una relazione sentimentale. L'indagato, un 39enne cittadino peruviano, aveva appunto sequestrato nella sua abitazione di Arzignano la compagna 36enne, sempre per motivi di gelosia, impedendole sotto la minaccia di coltelli da cucina non soltanto di uscire ma anche di muoversi liberamente all'interno dell'alloggio per bere o per altre esigenze fisiologiche. La vittima, da pochi mesi giunta in Italia dalla Romania, è comunque riuscita in qualche modo a comunicare con l'esterno avvisando un amico che ha subito allertato le forze dell'ordine. A mettere fine a questa situazione ci hanno pensato i carabinieri della stazione di Arzignano che, giunti sul posto, hanno udito le grida della donna. I militari hanno bussato alla porta, ma nel frattempo è arrivato loro incontro la donna in lacrime che era riuscita a scappare dalla casa. Il peruviano è stato arrestato per sequestro di persona, minaccia aggravata, lesioni e diffusione illecita di immagini sessuali che l'uomo possedeva dopo una relazione avvenuta tra i due nei mesi precedenti. L'indagato, fratello della proprietaria dell'abitazione dove la vittima aveva trovato lavoro come colf, è finito ovviamente in carcere. Questo accade nel Vicentino, una donna sequestrata dal compagno. Nel Padovano invece un dramma della depressione e della solitudine, probabilmente alla origine di un gesto estremo che ha coinvolto un sanitario all'ospedale di Campo San Piero. L'ultima visita e poi il gesto estremo. Gli ultimi minuti di vita li ha trascorsi con i suoi pazienti, poi è salito all'8° piano dell'ospedale e si è gettato. Shock a Campo San Piero, dove un tecnico del reparto di oculistica si è tolto la vita ieri pomeriggio. L'uomo 36enne ha ripiegato il camice da lavoro e poi si è gettato nel vuoto. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi dei colleghi medici che si trovavano in quel momento all'esterno del nosocomio per una pausa. Immediati i soccorsi, ma il sanitario è morto sul colpo. Il volo di oltre 8 metri non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno cercato nell'ufficio del sanitario qualcosa che potesse spiegare i motivi del gesto estremo, ma pare che il 36enne non abbia lasciato alcun biglietto. Adesso 2 operazioni della Guardia di Finanza. La prima a Venezia con il sequestro di un ingente quantitativo di segrete di contrabbando in un condominio. Si parla di 8 quintali e di un guadagno possibile stroncato di 150.000 euro.
La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 8 quintali di tabacchi di vari marchi provenienti dall'Est Europa e il Regno Unito, privi di sigillo del monopolio di Stato, che avrebbero fruttato sul mercato illegale almeno 150.000 euro. Dapprima il nucleo operativo metropolitano ha intercettato un corriere espresso durante la consegna di pacchi molto voluminosi in un condominio nella zona centrale di Mestre. All'interno sono state trovate confezioni di sigarette per 240 kg, che sarebbero state indirizzate a nominativi di pura fantasia. Dopo successivi approfondimenti, il destinatario della merce è stato individuato e sottoposto a perquisizione. All'interno della stessa residenza sono stati rinvenuti 535 kg di sigarette di contrabbando nascoste in scatole a doppio fondo. È stato scoperto che Mestre era la base dello snodo di smistamento delle sigarette tra i vari paesi dell'Est Europa e il Regno Unito. Il destinatario mestrino di nazionalità moldava avrebbe ricevuto con cadenza periodica notevoli quantitativi di sigarette di contrabbando dalla Moldavia grazie ad un'organizzazione criminale composta da 3 soggetti stranieri e 1 italiano, utilizzando documenti di identità falsi. La merce avrebbe avuto come destinazione finale il Regno Unito. I 4 soggetti coinvolti sono ora denunciati per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con l'aggravante della transnazionalità, oltre che per i reati di sostituzione di persona e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L'altro blitz della Guardia di Finanza invece nel Trevigiano, a Breda di Piave, in un laboratorio tessile trovato in condizioni di degrado e privo di misure di sicurezza. Lavoravano privi di ogni misura di igiene e sicurezza i dipendenti, tutti di origine straniere, di un laboratorio tessile di Breda di Piave sequestrato dagli uomini delle Fiamme Gialle. La struttura di 130 metri quadri è stata infatti trovata in condizioni di assoluto degrado. Posti sigilli anche a 10 quintali di scarti tessili sparsi in ogni locale dell'azienda, compresi i servizi igienici, e a 45 macchinari per la lavorazione di capi di abbigliamento risultati non a norma di legge. A seguito dei controlli eseguiti dai finanziari, il titolare del laboratorio, anch'egli straniero, non è stato in grado di esibire i documenti che attestassero il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed è stato pertanto segnalato alla Procura di Treviso anche per reato di caporalato. L'atto di sequestro ha permesso di appurare che prima dell'attuale ditta, costituita a dicembre 2021, si erano occupate delle produzioni tessili altre 5 imprese, maturando consistenti debiti con il fisco. Secondo la Guardia di Finanza si tratterebbe infatti di una delle cosiddette imprese apri e chiudi, che dopo essere state insolventi con l'amministrazione finanziaria avrebbero trasferito personale e macchinari in imprese costituite ad hoc, continuando ad operare nello stesso luogo e con gli stessi dipendenti, ma cambiando solo il nome e la partita IVA. Adesso qualche minuto di pubblicità e poi torneremo a parlare dei rincari, ma poi soprattutto andremo a vedere come procede la vendemmia. Più che un appello è un urlo di disperazione al governo. Il presidente dell'Unione delle Case di Riposo del Veneto, Roberto Volpe, ha scritto un appello al governo perché il caro bollette non solo sta mettendo in ginocchio le strutture, 346 RSA per oltre 32.500 posti letto, ma rischia di far scoppiare un vero e proprio terremoto sociale con rincari insostenibili delle rette a carico delle famiglie. Abbiamo fatto una stima, sono circa 400 euro al mese per ospite, dai 12 ai 13 euro al giorno, a cui si assommano anche tutte le richieste di rinnovi che ci stanno arrivando, perché le lavanderie ci stanno comunicando aumenti, i panifici ci stanno comunicando aumenti, cioè di questo passo io non ho neanche la dimensione di quale potrebbe essere un reale aumento. La lettera è datata 22 agosto, già oggi il prezzo del gas è schizzato da 280 a 317 euro al megawattora e le stime del rincaro delle rette dovrebbero essere aggiornate in rialzo. La richiesta delle RSA è quella di essere trattate come le altre aziende ed essere inserite a pieno titolo nel decreto che andrà in discussione ai primi di settembre. Che vengano anche riconosciute alle nostre strutture quei benefici che possono essere riconosciuti ad altre aziende. Così non possiamo reggere. L'Italia non è un paese per giovani, conclude Volpe con amarezza, ma non lo è nemmeno per i vecchi. Ed il tema degli anziani e dell'assistenza, soprattutto ai non autosufficienti, è il grande assente in tutte le agende politiche. Quello che sono veramente sconvolto è che un paese
secondo paese più vecchio al mondo, non ha natalità, paese che nel 2050 avrà rispetto ai 4 milioni di anziani ultra ottantenni, arriveremo a 8 milioni. Nel dibattito politico lei non ha sentito una volta parlare del tema anziani? Questo è l'allarme delle case di riposo in Veneto, il tema è quello dei rincari e delle bollette, ma poi c'è altri settori che ovviamente cercano di riprendersi dopo una estate terribile e che potrebbe portare altre problematiche se la siccità continua, ma ci sono anche altri ostacoli. In tutto questo parliamo del settore primario dell'agricoltura, c'è il via libera, c'è il via alla vendemmia, è già iniziata in alcune zone, inizierà ai primi di settembre per il Prosecco. Allora, per seguire come procede la vendemmia siamo collegati con il nostro Lucio Zanato, se non sbaglio a Santa Lucia di Piave. Lucio, allora raccontaci come sta procedendo. Buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, sono in diretta qui a Santa Lucia di Piave. Come vedete dietro di me ci sono i vitigni, questo è un incrocio Manzoni per così gli amanti del vino in particolare, e comincia la vendemmia. Allora io adesso, come si fa di consueto, mi prendo lo zaino per la diretta e andiamo invece a vedere, diciamo così, nell'atto pratico gli operatori che fanno questa attività, e andiamo a trovare un operatore davvero particolare, perché l'operatore in questione è Valerio Nadal, che oltre che essere, diciamo così, proprio un vendemmiatore o comunque un viticoltore, è anche presidente del Confindifesa. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, intanto come sta andando questa vendemmia e soprattutto da quando avete incominciato? Beh, direi bene, insomma, l'annata purtroppo è stata alquanto calda, però siamo riusciti comunque a gestirla. Stiamo vendemmiando, la qualità c'è, il prodotto c'è, la quantità anche, e stiamo in vendemmia. Abbiamo incominciato questa mattina presto perché con la vendemmia meccanica adesso stiamo così gestendo un po' di manualità su piccoli appezzamenti, dove che comunque dal punto di vista operativo con la macchina non riusciamo a entrare. Lavoriamo con il nostro personale come la tradizione voleva. La vendemmia era una festa una volta, perciò ci si trovava tutti insieme con i confinanti, con i pensionati, con gli studenti. Per fortuna c'erano i voucher che ci davano anche una mano e si riusciva a gestire la vendemmia. Ecco, cominciamo a parlare anche così di difficoltà, perché ad esempio voi vendemmiate di notte di fatto per riuscire a risparmiare addirittura sulla refrigerazione. Oggi purtroppo, come tutti ben sanno, l'energia elettrica è non raddoppiata, è triplicata. Allora riuscire a portare a casa il prodotto al mattino presto con una temperatura che varia dai 14 ai 16 gradi, questo ci permette di evitare costi di refrigerazione per quanto riguarda poi il sistema di lavorazione enologica del vino. Noi abbiamo incominciato questa mattina alle 4 e mezza con la meccanizzazione e abbiamo terminato verso le 9. Ecco, questo è, diciamo, un modo per risparmiare, però andiamo a vedere in particolare com'è questo vino, un incrocio Manzoni, giusto? Questo è un incrocio Manzoni, direi è un'uva. Noi abbiamo fatto una leggera defogliatura circa 8 giorni fa per cercare comunque di creare un'areazione interna. Lo stato di maturazione adesso è buono perché le abbiamo fatto tutte le campionature, tant'è vero che arriva, pensate, a un grado babbo che è vicino ai 22 di dolce. Ecco, raccontiamo per chi non sa che cos'è il grado babbo. Grado babbo è lo stato di maturazione dell'uva, il grado zuccherino dell'uva trasformato in grado alcolico, quanto potrebbe ma può arrivare sui 12 gradi di grado alcolico, perciò è un buon prodotto. Ecco. Direi anche è molto armonioso perché non solo ha un grado zuccherino elevato, ma anche ha una buona acidità, che è importante. Ecco, poi parliamo invece, diciamo, di quello che per tutta la marca trevigiana non solo è la vendemmia più importante, cioè quando è che cominciate con la glera, cioè col prosecco? Ma noi pensiamo, adesso abbiamo fatto una campionatura anche questa mattina, pensiamo di iniziare glera proprio la prossima settimana, fine della prossima settimana. Diciamo che ha un'acidità ancora elevata, vuol dire che sta ancora lavorando per maturare,
ha un grado zuccherino che arriva intorno già ai 14, però diciamo che si avvicina a quelle che il disciplinare comunque ci permetterà poi di vendemmiare. Pensiamo la prossima settimana. Senta, però, facendo un po' i conti, quanta acqua avete dovuto portare per riuscire ad arrivare a maturazione con la galera e non solo? Quest'anno è stato un anno difficile, è stato un anno impegnativo, è stato un anno di lavoro, è stato un anno anche costoso. Ma intanto andiamo a vedere un po'. Sì, noi siamo riusciti comunque, grazie ai consorzi di bonifica che ci ha permesso comunque di gestire l'acqua, di irrigare, perché ogni 8 giorni bisognava irrigare. Qui abbiamo un impianto fisso di irrigazione, impianto a goccia, però vi dico che non è bastato, abbiamo dovuto anche intervenire con un impianto di irrigazione con il rotolone per dare più acqua, perché non bastava, cioè i 40 gradi non riuscivamo a gestirli con la goccia. Ecco, per quello che sa lei, questo penalizzerà la produzione del prosecco quest'anno, oppure sarà comunque un'annata indimenticabile come quella ad esempio dell'anno scorso? Ma guardi, bisogna distinguere due cose. Allora, per quanto riguarda i terreni irrigui siamo con l'annata indimenticabile dell'anno scorso, c'è qualità e c'è quantità. Per quanto riguarda invece le aziende che non hanno potuto irrigare, qui c'è effettivamente una riduzione di produzione che si aggira intorno al 10-15% in media. Ci sono dei casi che non hanno mai irrigato. Ieri parlavo con un socio che ha subito un danno intorno al 50%. Sì, perché lei è presidente del Condifesa, quindi ha il polso della situazione anche ad esempio delle DOCG, oltre che essere, diciamo così, vendemmiatore e produttore della DOC. Su in collina come sta andando? Su in collina bisogna dargli una medaglia d'oro a tutti gli agricoltori di quel territorio, perché botti da liquame non ne trovavi più in commercio. Loro hanno cercato in qualche modo di portare acqua, avranno comunque una riduzione, ci sarà comunque qualche azienda, ma aree ben limitate, dove avranno un calo più elevato di 15%, 15-20%. Però bisogna dargli atto che sono meritevoli per l'impegno, la passione che ci hanno messo per gestire le difficoltà. Senta, intanto facciamo una domanda anche a questo ragazzo, perché giovani che vendemmiano non se ne... Il suo nome, il suo cognome? Andrea Casagrande. Andrea, quanti anni? 32. Ecco, mettersi a fare il vendemmiatore oggi non se ne trovano più praticamente. No, oggi ormai è tutto meccanizzato, però sono passioni che uno sviluppa anche nella vita, perché la terra alla fine crea questo legame verso le persone. Insomma, coltivare la vite può essere un mestiere per giovani. Certo. Dà soddisfazione? Sì, molta soddisfazione. Presidente, insomma, è piacevole sentire che dei giovani comunque si impegnano in agricoltura. Senta, a proposito di agricoltura e di viticoltura, flavescenza dorata, altro tema che diciamo falcidia non poco le nostre colline. Voi del Condifesa avete esattamente il polso della situazione. Come sta andando? Ma direi abbastanza bene. Noi già da diverso tempo che stiamo cercando di fare informazione ai nostri soci, che bisogna fare i trattamenti a calendario. E allora, per quanto riguarda il convenzionale, 2 trattamenti minimo, e per quanto riguarda il biologico 3. Ci sono aziende che hanno fatto anche 5 trattamenti e dato bene nei momenti giusti, dove sull'indicazione nostra del massimo del picco dei voli. Però bisogna, e lo diciamo in tutte le salse, bisogna togliere le viti che comunque presentano sintomologie. Esatto, perché poi anche l'assessore Canera ha detto: noi a questo punto se non tagliano le viti, quasi quasi tagliamo le mani a quelli che non tagliano le viti, perché è pericolosissimo lasciare le viti in piedi o cercare di salvarle in tutte le maniere. Quando c'è la flavescenza dorata l'unica maniera è estirpare. Ma noi, guardi, abbiamo degli agricoltori, di soci, che hanno sempre la motosega sul trattore. Quando vanno a fare i trattamenti, vedono la vite ammalata, fermano il trattore e la vanno a tagliare. Ci sono degli agricoltori, purtroppo, e qui c'è la passione che li lega, che quando vedono la vite ammalata con qualche grappolo d'uva dispiace tagliarla. Però c'è anche quello che dice: io se tengo sulla vite ho comunque, diciamo così, la percentuale, anzi la possibilità di poter avere la resa per
ettaro. Sì, anche quello da dire, perché dopo dice tengo la vite, ma mi gestisco le rese ettaro, però al di là di questo non penso che sia un problema. Il problema più grosso è il dispiacere che ha l'agricoltore di tagliare una vite. L'agricoltore se può si taglia un dito piuttosto che tagliare una vite, ed è così. E noi lo diciamo in tutte le salse dell'agricoltore: quando vedete che la pianta è ammalata, tagliatela immediatamente. Dopo, se non la togliete dal vigneto subito, potete togliere anche più avanti, non è un problema. Ad esempio qui avete qualche flavescenza? Noi abbiamo, adesso magari ci spostiamo un attimo così vediamo, abbiamo qualche pianta, quando la troviamo la tagliamo indipendentemente che abbia dell'uva su o no, perché dispiace tagliare le piante quando hanno dell'uva su, però bisogna vederla in una forma positiva, in una forma di sanità e di salubrità poi del vigneto nei prossimi anni. Nicola, guarda la bellezza di questi grappoli d'uva che sono veramente in maturazione. Qui c'è stato, diciamo così, un passaggio con la macchina per un diradamento che gli permette la maturazione. Insomma, Presidente, lei è soddisfatto di questa annata? Ma io sono soddisfatto, però che mi lega questa annata alla passione. Come diceva bene prima il ragazzo, l'agricoltura è viva. L'agricoltura è un confronto quotidiano, un confronto annuale, dove non puoi mai né prevenire né prevedere, tu la devi accompagnare. Oggi le condizioni climatiche sono le più avverse e non le puoi mai gestire, ogni anno un anno a sé. Però con questi aumenti di prezzo delle materie prime, i conti tornano? Allora, quest'anno è stato molto difficile, speriamo che comunque il volano del Prosecco mantenga, perché il volano del Prosecco nel territorio ha creato un'economia a 360 gradi, non solamente l'agricoltore ma tutto il sistema agricolo. Nicola, devi vedere che proprio l'agricoltore che c'ha sempre in mano la forbice, che taglia, che mette a posto, che guarda, questa è la vera passione. Dopo vedete la vendemmia manuale cosa ci permette? Ci permette che quando tu vedi un grappolo che ha un piccolo difetto lo puoi togliere e lo fai una prima selezione. La vendemmia meccanica, che adesso vedete c'è la macchina che è qui, che l'abbiamo usata questa mattina, ci permette di fare quantità in poco tempo. Sappiate che in 1 ora e mezza, 2 ore con la vendemmia meccanica facciamo un ettaro. Se noi lo dobbiamo fare manualmente ci vogliono dalle 20-25 persone in un giorno. Oggi è impossibile trovarle. Senta, ma al di là di questo, allora quelli della collina che dicono dobbiamo mantenere una sorta di distinzione con la DOC non hanno tutti i torti, perché con la fatica che fanno, con la mancanza di gente, come dire, entrare nel calderone di un prosecco uguale per tutti non è proprio così, insomma. Ma io sulla zona di OCG ogni volta che li vedo li dico sempre grazie per quello che hanno fatto, per la passione che ci hanno messo e per il mercato che hanno avviato negli anni, perché se partiamo dagli anni il prosecco era là. È inutile che ce lo diciamo. Dopodiché il mercato ha chiesto e il mercato del DOC, il mercato del DOCG, il mercato del DOC è stato un completamento, perché chiaramente il mercato non si soddisfa solamente su un'area limitata, con una produzione limitata, ma si soddisfa anche con le quantità. Il DOC ha dato il suo contributo, come l'ha dato Asolo e Montebelluna, comunque ha dato il suo contributo e lo stiamo dando cercando di gestirlo con qualità, con serietà e con onestà. Questo è il consorzio. Senta, tornando al Condifesa che ha in mano, diciamo così, un po' le situazioni di tutta l'agricoltura trevigiana e diciamo di gran parte del Veneto, perché voi siete Belluno, Treviso, Vicenza e poi avete un po', diciamo così, il polso anche del resto delle province. Parliamo invece degli altri, ad esempio, dei seminativi, del mais. Lì c'è un disastro. Io ho visto interi campi di mais completamente seccati e quelli che potevano addirittura hanno cominciato a macinare anzitempo per riuscire a fare un po' di insilato. Lì sul mais purtroppo è drastica, perché sappiate che il guadagno ettaro è ben limitato e se una volta irrigare, se avevi l'acqua in pressione con il consorzio, comunque i costi erano limitati. Se invece hai dovuto intervenire, sei intervenuto con il sistema di irrigazione a pioggia, con i rotoloni e quanto altro, sappiate che il costo ettaro si aggira intorno ai 400 euro. Senta, ma tutto questo poi alla fine non è che vada a impattare sulle altre produzioni? Mi vengono in mente i prodotti lattiero-caseari, perché poi diciamo che il mais serve soprattutto per gli allevamenti.
Ma anche questo è il problema. Andiamo di qua che faccio vedere una pianta del Flavescenza. Sì. Allora, per quanto riguarda i costi, sono tutti costi aggiuntivi, cioè è inutile, cioè il mais l'anno scorso era intorno ai 18-20 euro a tonnellata, oggi siamo intorno ai 30-35 euro mi sembra a tonnellata. E il problema è che purtroppo il guadagno ettaro è limitato e gli agricoltori per la passione nel cercare di vedere comunque la produzione sicura hanno continuato a irrigare e sicuramente ci rimetteranno, perché non riusciranno a guadagnare niente, perché i costi sono troppo alti. 400 euro ettaro, a di fronte che negli anni scorsi costava dei 100-120, sono più che triplicati, capisci? E quindi noi dobbiamo pensare che avremo del latte, avremo i prodotti formaggi con rincari, inevitabile? Ma penso di sì, che sarà allora i caseifici e le cooperative stanno cercando di gestirla questa situazione, questo momento difficile, anche perché c'è il consumatore da cercare, perché l'economia comunque è un giro, cioè il consumatore è in grado di recepire un aumento dei prodotti alimentari più elevato, perché questa è l'inflazione, siamo in grado di gestirla, questo aumento dei costi nella quotidianità, non è una cosa semplice. Pertanto le cooperative cercano di gestirla, i produttori cercano di gestirla, è il sistema che sta vivendo un momento difficile e nelle difficoltà tutti insieme dobbiamo cercare di gestirla, è così, non si può più pretendere di. Oggi dobbiamo gestire un momento difficile cercando di dare delle risposte in una forma adeguata, ecco, userei questo termine. Andiamo a vedere invece il nero. Nicola, se hai delle domande, Lucio, noi siamo in diretta, domande, curiosità? No, certo, no, ma è stato esaustivo. Allora io, se mi puoi, ti concedo 2 minuti, poi devo andare da Valentina Visentin perché poi vediamo che è collegata dal mercato ortofrutticolo a Padova, così vediamo anche poi i prodotti che vanno a finire nel mercato e c'è un crollo degli acquisti. Allora 2 minuti e poi ci salutiamo, va bene? Notare che evitiamo ottimo, allora interni. Presidente, questo che tipo di vino è? Di uva è? Questo è un Cabernet Franc, vedete qua, ecco, vedi? Ecco. Questo è un Cabernet Franc del Veneto. Ma ad esempio, rispetto alla glera, ha un valore superiore o inferiore? Cabernet Franc ha un valore inferiore. Cabernet Franc, diciamo che il martedì in Camera di Commercio, adesso non l'abbiamo ancora quotato perché è presto, però il Prosecco DOC, il giro è intorno a 1,30 €, 1,40 € il chilo, ma il Cabernet Franc andrà sui 70, 0,70, 0,60, 0,70. Oggi il consumatore vuole Prosecco, oggi il brand è Prosecco, il mondo vuole Prosecco, adesso sta andando forte il Prosecco e noi dobbiamo comunque cavalcare la situazione con serietà, cercando che questo Prosecco venga tutelato e venga data garanzia ai consumatori che il Prosecco è vero, è originale, è prodotto da noi e lo trovano sulle tavole come noi lo produciamo. Dov'è allora questa cosa? Andiamo a vedere in velocità. Intanto volevo chiedere, visto che siamo sulle terre del Piave, abbiamo ancora un paio di minuti che andiamo veloci, sì. Perché volevo chiedere, ma siamo sulle terre del Piave e il raboso? Eccolo qua. Guarda a casa, questo è il raboso Piave nostro, è un raboso dove la produzione è limitata, però vedete... Però non è in Belussera, però. No, non ce l'ho, la Belussera è la nostra vecchia passione, la Belussera. Io mi ricordo Belussera, il sistema di potatura della Belussera, la lavorazione della Belussera era difficoltoso. Però è un modo anche per attrarre i turisti, perché la Belussera è una geometria che dobbiamo insegnare al mondo noi. Belussera è storia, Belussera era un nostro riferimento locale, cioè, quando parlavi di Belussera non parlavi dell'Emilia Romagna, parlavi del Veneto, parlavi di Treviso, parlavi della sinistra Piave, quella è la Belussera. Guardate il raboso, questo è il nostro raboso, un raboso Piave, grappoli non sono, vedete che bei grappoli, chiaramente adesso sono verdi, però sono bei grappoli. Quando è che verranno vendemmiato? Ma il raboso è l'ultimo a vendemmiare, mi ricordo che una volta il raboso si vendemmiava a fine anno ai morti, prima dei morti vuol dire il 4 di novembre, adesso il cambiamento climatico ha anticipato un po' tutto, questo qui andremo a vendemmiarlo fine settembre, insomma. Ecco, niente. Ecco questa qui, guarda, l'ultima. Guarda, l'ultima, vediamo la flavescenza, eccola qua, la flavescenza dorata. Guardate cosa succede con la flavescenza dorata. Quando la vite presenta, vedete, queste viti sono dei grappoli, però presentava l'accartocciamento della foglia, vedevi la foglia dorata, perciò si chiama appunto flavescenza dorata. I ragazzi partono con la motosega e tagliano la vite. Vedete che viene tagliata e rimane là.
È chiaro che così perdi. Si salva, così si cerca di e salvare. così bisogna fare. Noi ogni anno stiamo intervenendo sempre, dispiace tagliare, però serve tagliare, lo diciamo sempre ai nostri agricoltori, ricordatevi. Però qua è un problema che forse è stato un po' sottovalutato, la flavescenza dorata, e non vorrei che il caso della flavescenza diventasse una nuova fillossera, perché sarebbe drastica la situazione, sarebbe drastica. Pertanto agli agricoltori, ai nostri soci, quando facciamo incontri, facciamo riunioni, diciamo sempre: ricordatevi buone pratiche agronomiche. Quando vedete il sintomo, tagliate la vite, indipendentemente che abbia dei grappoli. Un altro anno metteremo una barbatella nuova, aspetteremo un anno e dopo tiro avanti. Ecco, io non ho altro da raccontare, se hai domande da fare, ti do la linea. È stato esaustivo anche il tuo ospite, che ringraziamo in questo viaggio tra le viti. Grazie davvero. Allora noi passiamo dalla produzione poi alla vendita. Allora ci colleghiamo con la nostra Valentina Visentin, che dovrei vedere fra pochissimo collegata, che si trova al mercato per parlare anche degli acquisti di frutta e verdura, acquisti che a quanto pare sono in fase di crollo. Valentina. Sì, buongiorno, infatti vedete alle mie spalle il tradizionale mercato di frutta e verdura di Piazza delle Erbe. Qui con me c'è Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova. Scusate, avevo un po' di ritorno. Con lui facciamo il punto della situazione sui consumi, perché purtroppo il caro prezzi, soprattutto l'aumento dell'energia elettrica, sta portando ad un taglio degli acquisti, soprattutto di frutta e verdura. Il 2022 potrebbe essere davvero un anno difficile per voi. Avete fatto delle prime stime come Coldiretti Padova? Sì, se ci pensiamo, purtroppo c'è stato un mix esplosivo. Da un lato un aumento dei costi energetici, un aumento delle materie prime, dall'altro anche però una minor resa nelle nostre campagne, dato da una serie di eventi atmosferici e dalla siccità. Questo ha comportato un aumento dei prezzi che per i nostri consumatori cuba circa a livello nazionale, abbiamo stimato, sui 9 miliardi di euro. E a livello padovano siamo attorno ai 150 milioni, 160 euro abitante. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che il consumatore è andato a diminuire nell'acquisto quotidiano della propria spesa nella frutta e nella verdura. Facciamo un esempio, visto che abbiamo una bancarella qui alle nostre spalle, cosa si compra di meno? Abbiamo stimato attorno, quello di più, la zucchina, attorno al 15-16% in meno, mentre le insalate siamo attorno al 3-4%, ma tutta la frutta e verdura ne ha sofferto e sono alla base della nostra dieta mediterranea, e quindi è una grave mancanza anche per la nostra salute. E allo tempo stesso però per le nostre imprese agricole non se la stanno passando bene, perché i costi energetici e le materie prime, vi faccio due esempi: i concimi più 170% e il gasolio più 130, più 140%, fanno sì che nei bilanci aziendali a fine anno non si riesce a inquadrare praticamente il bilancio. Un'estate siccitosa, l'avete detto, tra le peggiori degli ultimi anni, ma diciamo che il peggio potrebbe arrivare invece dall'autunno. Il peggio potrebbe arrivare dall'autunno per tutto il discorso energetico. Lo stiamo vedendo anche ieri sera a che cifre siamo arrivati, e quindi se non si capisce una cosa basilare: affrontare il problema energetico non solo a livello italiano ma a livello europeo, perché molti altri stati hanno i nostri problemi. È vero, in questi mesi il governo ha messo ingenti risorse, ma se andiamo nelle bollette di noi cittadini, di noi imprenditori, alla fine sono un niente rispetto a quello che ci toccherà pagare nei prossimi mesi, perché è una corsa. Quindi se non si fa un plafond di vere risorse e se non si va in quella direzione di ristorare o trovare alcune formule, per il prossimo mese ci sarà quel lockdown che nel 2020 abbiamo avuto per causa del coronavirus, lo avremmo forzato perché i nostri imprenditori non apriranno le serrande per chi ha praticamente attività commerciali, o le nostre imprese saranno chiuse. Sembra il cane che si morde la coda, perché insomma aumentano i prezzi, voi siete costretti a aumentare i prezzi, aumentano anche le bollette e quindi insomma alla fine il cittadino non sa più, deve fare dei tagli e parte proprio anche da questi alimenti che sono tra i più sani. Sì, perché apparentemente va a risparmiare proprio su quei prodotti che dovrebbero invece non mancare mai nel carrello e dovrebbero essere incentivati, come la nostra dieta mediterranea, patrimonio, ne dà prova e ne viene ricordata e ne viene messa.
Senta, i politici adesso sono in campagna elettorale e dovrebbero affrontare proprio questo, il problema del caro energia. Che fate un appello come Coldiretti? Da una parte i politici, come dicevi poc'anzi, a parole lo stanno affrontando, speriamo che lo portino anche nei fatti. Come imprese agricole, come Coldiretti, eravamo a Roma qualche settimana fa, abbiamo posto 5 punti in maniera sintetica per andare verso, per dare delle soluzioni concrete per risolvere alcune problematiche dell'agricoltura italiana. Per entrare nel più concreto bisogna dare una mano ai contratti di filiera, che è uno strumento dove ti permette di creare un prezzo e non andare sotto a quei costi di produzione che ahimè ci fa produrre sotto costo, e dall'altro canto mettere in pratica quella famosa legge che finalmente abbiamo sulle pratiche sleali, che fa sì di andare contro a quelle speculazioni che anche nel campo energetico purtroppo ci sono e le vediamo in maniera vistosa. Dall'altro campo incentivare tutto il discorso del fotovoltaico, come fra qualche settimana inizierà un pacchetto proprio per andare quel fotovoltaico buono sui tetti, sulle nostre stalle, sui nostri edifici, per dare una mano e andare incontro a risparmiare nella bolletta. Tutti i settori dell'agricoltura insomma, sono in difficoltà, stavamo facendo un po' il punto della situazione prima, la vendemmia anticipata, il crollo, insomma, l'aumento dei prezzi della frutta e della verdura, quindi il crollo degli acquisti anche per quanto riguarda il latte e le stalle, quindi anche il bestiame, siete in difficoltà? Diciamo che per quanto riguarda il latte è stato uno dei primi, tutto il mondo allevatoriale, che ne hanno risentito ancora a inizio anno con l'acquisto di tutte le costi delle materie prime. Per fortuna ora qualcosina di positivo c'è stato nel consumo e nell'aumento del latte rispetto a quei prezzi da fame che avevamo all'inizio dell'anno, ma purtroppo anche lì è come che il cane si morde la coda, perché alla fine l'aumento dei costi è sempre maggiore e quindi anche se da una parte c'è un introito che aumenta, dall'altro canto sei sempre lì vicino. Più tutti i costi che avranno per le materie prime faranno sì che anche nel settore zootecnico ci siano delle grosse difficoltà. L'ultima cosa, noi di solito ci sentavamo anche per il problema cinghiali in questo periodo perché danneggiavano fortemente i frutteti, adesso i cinghiali sembrano essere il problema minore. Apparentemente, perché ce ne sono di più grossi che ne abbiamo elencato poc'anzi, però ahimè constatiamo anche nelle settimane scorse, dato dalla siccità, dato anche dalla voglia di bere, da parte degli animali hanno fatto razzie all'interno dei nostri colli euganei, creando dei danni nei vigneti e creando praticamente delle problematiche anche a noi cittadini, perché alla fine causano incidenti. Quindi questo è un problema che bisognerà anche risolvere a livello nazionale con la famosa legge, e bisognerà imporsi in maniera veramente dettagliata, e dall'altro canto a livello regionale, che qua per fortuna hanno anche approvato da qualche mese una legge che va in quella giusta direzione. Ora bisogna vedere come si attuerà e come si andrà. È un problema ormai maturo, perché avrà più di 18 anni che ne parliamo, speriamo che veramente si ritorni a creare quell'equilibrio che ormai in tutta la fauna selvatica, purtroppo corvi, cornacchie, è andato a sfalsarsi. Bene Nicola, se non hai altre domande io ti restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentina, il tuo ospite. A proposito di prezzi e di prezzi che salgono, c'è ovviamente un controllo costante delle forze dell'ordine anche nei supermercati. A Treviso ieri è partito questo controllo, riguarderà in questi primi giorni 15 supermercati della zona della città. È importante dare un segnale da parte del comando anche per i cittadini, per i consumatori. Ricordiamo che gli agenti fanno parte del nucleo di commercio e della tutela del consumatore, quindi è un segnale per i cittadini che la polizia locale sta facendo anche questo servizio. Questa è la classica operazione che stanno facendo gli agenti del nucleo commerciale di tutela del consumatore, e cioè prendono in considerazione un prodotto specifico, in questo caso è un litro di olio, e registrano il prezzo che è messo in vendita. Naturalmente si tratta dello stesso identico prodotto che sarà preso in considerazione in tutti i supermercati che sono controllati dal comando di polizia locale. È così che la polizia locale di Treviso ha deciso di combattere gli eventuali aumenti ingiustificati dei costi sui beni di consumo.
consumo, monitorando attentamente i prezzi di supermercati. In analisi un paniere di prodotti pensati dal comando, spesso al centro di segnalazioni da parte dei cittadini per aumenti ingiustificati dei costi. Pane, il latte, lo zucchero, l'olio, la pasta, le patate, e stiamo monitorando in 15 supermercati di tutta la città l'andamento dei prezzi. Un servizio a tutela dei cittadini consumatori, possibile grazie ad una sinergia tra forze dell'ordine e supermercati stessi, già effettuato in piena emergenza Covid. È un servizio che il comando di polizia locale ha effettuato anche in pieno Covid, cioè nel 2020-2021, con dei prodotti che erano andati alle stelle, soprattutto l'alcol oppure il gel lavamani, per cui è un servizio non nuovo per il comando di polizia locale. In questo momento naturalmente la guerra dell'Ucraina ha comunque comportato una serie di costi molto elevati, però diciamo che questo controllo sicuramente è preventivo proprio per la tutela del consumatore. Continuiamo il nostro viaggio tra le realtà che vengono colpite dal caro energia, soprattutto le aziende energivore, come si suol dire. A Resana siamo ancora nella Marca trevigiana, il caso della Rotocart, una delle più note aziende del settore della carta, a Castelmino di Resana. Qui c'è qualcuno che sta speculando in modo forte sul mondo dell'energia, sul mondo dell'energia. Speculazione, instabilità geopolitica o mancanza di investimenti, ad ognuno il suo grande nemico. Quel che è certo è che il costo del gas e delle materie prime sta mettendo in ginocchio anche le aziende di riferimento del territorio veneto. All'ultima bolletta ci dica che numeri ha visto. Noi nel complesso nel mese di luglio è 1.080.000 euro circa. 1.080.000 euro. Sì. Da quello che erano le cifre precedenti, circa 200.000 euro. E anche oggi, guardato prima il metano, 3,15. Per cui ogni giorno aumenta di 15, 20, 25, 30. Una bolletta quintuplicata, primo tassello di un domino ormai senza fine. Perché non è aumentato solo la corrente elettrica, è aumentato tutti i costi dei chimici, tutti i costi di materie prime, che tutto segue, a ruota segue i costi di trasporto, i noli delle navi. Ce n'è una montagna di costi, E le soluzioni alla mano ad oggi per evitare lo schianto di realtà macroeconomiche come queste non sembrano poter funzionare. I razionamenti ci stanno obbligando a farli, lo Stato, per la riduzione ben nota che hanno detto che ridurranno il consumo del 15%, ma a mio avviso l'hanno fatto contando sul fatto di farci fermare, farcelo ridurre tutto a noi aziende energivore, Non produciamo noi, ma non produce nessuno, non è che siamo noi, magari noi fermiamo dall'1 al 3, un altro ferma dal 4 al 7, è tutta una rotazione, però viene a mancare un 10% di prodotto alla fine, col rischio che mantenendo magari materiale si rischia che il prezzo vada anche più su. Nonostante l'aumento finale dei prezzi dei prodotti, tantissime aziende, per rimanere competitive sul mercato, autotassano il prodotto non incorporando il reale aumento dei costi. Tutti hanno compreso i nostri clienti più importanti, che siamo in mezzo a tutti quanti, noi, loro con i frigoriferi, con il condizionamento delle grandi strutture che hanno, ipermercati, supermercati. Dobbiamo andare d'accordo e capire che noi prendiamo gli aumenti, dobbiamo riversarli al supermercato e il supermercato deve riversarlo sul cliente, per quanto abbiamo tutti riversato meno del 50% degli aumenti. Tra le realtà energivore, come si suol dire, ci sono anche le fornaci delle vetrerie, così dopo l'incubo della pandemia, ancora una volta la produzione artigianale più famosa di Venezia rischia di chiudere. Dai 20 centesimi a metro cubo per il prezzo del gas pagati a settembre 2021 ai 3 euro a metro cubo, a cui si è schizzati in questi giorni meno di un anno dopo. Un aumento esponenziale dei costi delle bollette che sta mettendo in crisi le famiglie, ma anche fornaci e aziende in tutte le vetrerie di Murano, l'isola del vetro in Laguna, per antonomasia. In tanti, se non ci sarà un repentino cambio di rotta con un abbassamento dei prezzi, non apriranno più la produzione artigianale e terranno spenti i forni da settembre. Lo dice chiaramente il presidente del consorzio Promovetro Murano, Luciano Gambaro. In questi giorni abbiamo avuto punte addirittura giornaliere del gas a metro cubo a 3 euro, cioè una cosa spaventosa e pazzesca. Questo veramente ci sta mettendo in discussione la riapertura dei forni, la riapertura delle nostre attività, anche a fronte
del fatto che tutto sommato dal punto di vista degli ordinativi nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, si era un momento in crescita dopo i problemi che erano subentrati con la pandemia. Così, proprio quando le commesse parevano riprese, i prezzi alle stelle delle bollette mettono in dubbio che il gioco ne valga davvero la candela. L'assurdità è avere lavoro in casa e non poter prevedere di svolgerlo, di farlo, e quindi anche un doppio danno, perché anche, tra virgolette, spiegare ai nostri clienti, soprattutto esteri, che abbiamo questo tipo di problema, c'è da una parte la comprensione, ma dall'altra anche il fatto che loro stessi potrebbero rinunciare all'ordine e quindi a cancellare tutti gli ordinativi fatti. Ci si aspetta una risposta del governo. Parte quindi l'ennesimo appello. Qualcuno risponderà? C'è l'assoluta necessità e questo è un appello che noi lanciamo al governo, di trovare un momentino una soluzione, magari ponendo un cap al prezzo del gas, perché altrimenti, se noi non possiamo programmare il nostro futuro e non possiamo sapere il prezzo che poi a fine mese andremo a pagare del gas, non riusciamo sicuramente neanche a programmare quello che è il lavoro. Pensiamo solo dal punto di vista degli ordinativi, cioè noi com'è che facciamo a stabilire un prezzo se non conosciamo il prezzo del gas? Si moltiplicano gli appelli e gli appelli arrivano anche da Ascom, dai commercianti. A Treviso fra qualche giorno inizierà la protesta delle bollette che verranno esposte sulle vetrine. La bolletta, stesso periodo, luglio con luglio, ci troviamo da un importo pari a 3,8, a parità di consumo ci troviamo a 11.300 euro. Poi, questa anche che il diavolo ci mette anche le pentole e anche i coperchi. Se qui avevo una scadenza il 20 di settembre, quest'anno devo anche avere la liquidità entro il 30 di agosto. Quindi se ci avevano dato 50 giorni l'anno prima, quest'anno per pagare questa bolletta abbiamo 30 giorni. Ditemi voi. Bollette alle stelle, questa non è più una novità, ma ormai uno scenario quotidiano a cui devono far fronte famiglie, esercenti e imprenditori. Bollette estive con numeri da capogiro, un amaro antipasto servito in vista di un inverno sempre più spaventoso. La preoccupazione è per chi fa anche le piccole produzioni, come può essere il macellaio che fa gastronomia o la gastronomia stessa che fa le sue belle portate, ma anche il panificatore che ha diversificato dal pane ad altre produzioni, o chiunque ha naturalmente motivo di usare energia. Però questo caro energia, unito a tutto il resto, spalmato nelle piccole produzioni dei nostri negozi, manda fuori il mercato il prezzo dei prodotti. Necessaria in questo momento una boccata d'ossigeno, o meglio un aiuto concreto da parte del governo che si traduce in una richiesta molto chiara. A livello nazionale, come dicevo, la nostra Presidente, proprio in tavolo di concertazione col governo, ha chiesto un aiuto pari al 30% sui crediti d'imposta. Poi vediamo cosa arriva, perché per esempio finora noi abbiamo avuto solo un aiuto del 12% sulla singola voce energia del secondo trimestre dell'anno. Quindi siamo veramente a un aiuto irrisorio e francamente con i nuovi aumenti, se non si inventano qualcosa, non so come potremo andare. E si sta lavorando anche ad aiuti previsti a livello provinciale. A livello provinciale ci stiamo pensando, anzi stiamo già lavorando, sia verso le famiglie, perché stiamo creando delle soluzioni che possono essere di aiuto alle famiglie stesse con degli sconti e dei prezzi particolari a fronte di determinati pacchetti di acquisto. E l'azienda stessa che viene aiutata dall'Ascom, dall'associazione, tramite i suoi enti, in maniera tale da far sì che le aziende abbiano un minore impatto su questi costi energivori, perché siamo di fronte a una tempesta perfetta. Ed è una tempesta perfetta, e così chiudiamo la pagina sui rincari che investirà anche i condomini, le spese condominiali. L'allarme viene proprio dall'associazione che riunisce gli amministratori di condominio in tutto il Veneto.
Preventivi triplicati rispetto ai consuntivi chiusi la scorsa primavera per proprietari e affittuari, un vero e proprio salasso, una situazione che rischia di diventare ingestibile. L'allarme dell'Associazione Amministratori di Condominio, che numeri alla mano parla di rate con importi di 3 volte maggiori rispetto a quelle del 2021. I preventivi per il prossimo inverno sono triplicati rispetto ai consuntivi dell'anno scorso, quindi con la necessità di fare più rate mensili, perché altrimenti le famiglie non so come potranno sopportare questi maggiori costi. Una situazione esplosiva che puzza di gigantesca speculazione. Sono convintissimo che la maggior parte dell'aumento dei costi è proprio speculativa. Ne aveva parlato appunto anche il Ministro proprio subito dopo la guerra, Cingolani, però poi non si era più parlato, no? Si era addirittura pensato a fare delle verifiche appunto anche da parte della magistratura. La speculazione c'è ed è evidente. Anaci chiede che gli straordinari extraprofitti di Enel e di Eni, controllate dallo Stato, vengano utilizzati per abbattere i costi energetici, oltre a provvedimenti d'urgenza che debbano essere assunti oggi e non dal governo che verrà. Sicuramente è un problema sociale, bisogna metterci in mano, non è possibile nasconderci con la testa sotto la sabbia. In questo momento c'è il rischio che veramente quando la gente si accorge che non riesce ad arrivare alla fine del mese e non riesce a pagare le spese condominiali, c'è da pensare anche a rivoluzione. Chiudiamo allora la pagina sui rincari con i vari settori colpiti, non ce n'è uno che manchi purtroppo dai rincari del caro energia, dal caro gas soprattutto. Andiamo a Vicenza per cambiare argomento, la nostra Luisa Bertini che vedo collegata. Buongiorno Luisa. Perché stamattina c'è stato un importante vertice in prefettura che riguarda il futuro Bomba Day di Altavilla Vicentina. Allora, ricordaci cosa era successo, perché ci sarà questo Bomba Day e se si è capito una data di questo Bomba Day ad Altavilla Vicentina. La data non c'è ancora, si rimanda tutto ad ottobre e poi ti spiego anche perché qualche mese fa nel cantiere della TAV era stata trovata questa bomba al fosforo, bomba americana della seconda guerra mondiale, che si era incendiata e aveva provocato un'alta colonna di fumo e il conseguente intervento degli artificieri che l'avevano resa inerte. È una zona ovviamente contornata da abitazioni, vicino c'è anche un distributore di benzina, c'è la ferrovia, ci sono strade provinciali e quindi il summit di oggi arriva dopo diversi incontri anche per la difficoltà che comporta il disinnesco di questa bomba molto particolare, perché appunto è al fosforo, quindi diciamo un disinnesco quasi da collaudare, diciamo così. Oggi dal summit è emerso il discorso della combustione in alto mare, quindi sarà fatta detonare lo spoletamento sarà in alto mare e non prima di ottobre per le condizioni del mare e anche del traffico che c'è in questo periodo, quindi nel periodo turistico. Quindi sarà tutto rimandato ad ottobre. La Marina metterà a disposizione questo cammino dove sarà disposta la bomba e il mezzo per traghettarla in alto mare. Questo perché? Perché l'acqua va a diluire questa sostanza, va a diluire il fosforo. Il genio guastatori la trasporterà nel porto, che ancora non è stato deciso quale sarà, per poi trasferirla sul pontone e di lì avverranno tutte le varie operazioni. Ovviamente ci saranno nuovi incontri per gli approfondimenti tecnici, il raggio di sicurezza è stato fissato perché comunque ci saranno delle evacuazioni nelle case limitrofe al cantiere della TAV da cui sarà poi prelevata la bomba. Il raggio di sicurezza è fissato a 444 metri e comporterà l'evacuazione in totale di 1 migliaio di persone, 840 dei quali degli evacuati saranno del comune di Altavilla, mentre gli altri del comune limitrofo del comune di Sovizio. Ma non solo, è prevista anche la chiusura delle strade, la strada del Melaro, la strada Cordellina, della ferrovia che sarà chiusa
e i distributori che sono lì a fianco nella zona, nel perimetro dei 444 metri, saranno svuotati dalla benzina proprio per evitare problematiche. Si pensa a una domenica mattina, anche perché proprio ad ottobre anche le scuole, anche il traffico sarà tornato regolarmente, e quindi si pensa a una domenica mattina, però ecco, ancora non è stata stabilita una data precisa. Ecco, prima di lasciarti, grazie per queste informazioni, quindi a ottobre sarà il Bomba Day con queste cifre, insomma, che hai detto, circa 1 migliaio di persone, con le cifre che hai dato, ma insomma viene spostato tutto a ottobre. Prima di lasciarci però ti chiedo anche un'altra cosa, so che stamattina a Vicenza c'era un saluto particolare da parte dei Carabinieri, chi ha salutato? Sì, un avvicendamento al comando provinciale dei Carabinieri da parte di Nicola Bianchi, che lascia il comando e subentrerà lui a partire da metà settembre Giuseppe Moscati, che è ufficiale del battaglione allievi della scuola di Firenze, che appunto arriverà a metà settembre. Diciamo che quello che è emerso da parte del colonnello Bianchi in questi 3 anni è soprattutto ricordo legato a 2 indagini particolari, una delle quali riguarda Arzignano. Parlo dell'omicidio stradale che coinvolse la 15enne Angela Vignaga e il femminicidio di Noventa Vicentina di Rita Menze, che come ricordiamo fu freddata dal compagno davanti all'azienda in cui lavorava. Poi c'è stato un excursus anche su tutte le altre attività svolte dal Comando Provinciale dei Carabinieri, a partire dalle truffe, dal sostegno dagli anziani e quindi la comunicazione capillare sul territorio, droga, reati predatori, e soprattutto ha fatto perno sui codici rossi, che, lo ricordo per i nostri telespettatori, sono tutte quelle segnalazioni da parte di donne su violenze domestiche che sono in crescita. In questi ultimi 2 anni sono state 1000 le segnalazioni di questo tipo, quindi 1000 codici rossi. E a proposito, abbiamo raccontato prima anche, lo vedremo anche nel telegiornale Maggio di Vicenza, nel nostro telegiornale del Veneto, anche di questo caso, di questo 36enne peruviano che è stato arrestato perché aveva sequestrato la compagna in casa. Grazie davvero, grazie a Luisa Bertini. Grazie a voi. Grazie. Allora, lo dico alla regia, Renato Capoi e Alessandro Granziera, che ringrazio, me l'ho dimenticato di salutarli. Ci colleghiamo allora all'ultima cosa che ha detto Luisa, e cioè la violenza sulle donne. Rispetto a quello che avevo detto prima, vorrei far vedere questo servizio proprio su Vicenza, una coperta antiviolenza che andrà a coprire Piazza dei Signori a Vicenza. Guardate. Una donna non è mai a tinta unita, ma a sfumature da cogliere e ammirare. Si legge in uno dei tanti quadrati di stoffa che testimoniano il no alla violenza sulle donne. Quadrati lavorati ai ferri, all'uncinetto, di 50 cm x 50, in lana o altri filati. Quadrati che saranno poi cuciti fra loro a 4 a 4 col filo rosso per coprire Piazza dei Signori il 19 e 20 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e poi donate in cambio di un'offerta libera destinata ad aiutare le donne in difficoltà del centro antiviolenza del comune di Vicenza. Specie in un anno in cui il capoluogo berico è stato toccato da fatti di sangue che hanno scosso le coscienze, l'ultimo dei femminicidi in ordine di tempo a giugno in via Vigolo, in cui ad essere spezzate sono state le vite di 2 mamme. Servono i preparativi da parte delle volontarie per la realizzazione di questo importante progetto che si realizzerà in Piazza dei Signori i giorni 19 e 20 novembre. È un progetto contro la violenza nei confronti delle donne. Troppe volte vediamo atti violenti contro le donne e tutte insieme possiamo contribuire a raccogliere fondi per dare una mano a queste donne vittime di violenza. L'iniziativa, promossa a livello nazionale, vuole coinvolgere tutti i cittadini. L'invito a portare il proprio quadrato per sottolineare la volontà di dire stop alle violenze di genere è rivolto a tutti, e la raccolta delle stoffe è attiva in Contrada del Monte, locali messi a disposizione dal Comune tra la loggia del Capitaniato e il cortile del municipio, quartier generale dell'iniziativa.
Da Vicenza ci spostiamo nel veneziano, andiamo a Mestre. Abbiamo raccontato in questi giorni, in queste settimane, tanti episodi di degrado e di violenza. C'è l'opposizione all'attacco del comune che a suo dire il comune sta affrontando in modo sbagliato il problema del degrado di Mestre. Le operazioni del Comune per contrastare le situazioni di degrado nel centro di Mestre dimostrano con palese evidenza il fallimento della politica basata sulla repressione e sul tentativo di nascondere il problema. A dirlo è il consigliere d'opposizione Giovanni Andrea Martini, in totale disaccordo con le azioni svolte fino ad oggi dall'amministrazione veneziana. La soluzione di spostare fontane, spostare panchine, spostare addirittura mense per i più bisognosi sono soluzioni che indicano un comune, un'amministrazione che non ha le armi, non ha la capacità di agire veramente sul territorio, e sul territorio non si opera con le armi, si opera con il dialogo, ma soprattutto con la presenza dei cittadini, e quindi salvaguardare le attività, fare in modo che le attività economiche si sviluppino ancora di più, fare in modo che la vita del quartiere sia attiva. Non si placano le polemiche sulle scelte del Comune per contrastare il degrado. Per Martini occorre cambiare totalmente strategia investendo nel sociale. Occorre che il Comune spenda soldi del bilancio non solo per l'attività repressiva, ma per l'attività di contrasto, l'attività di prevenzione. Gli sbandati che passano le giornate in bivacchi improvvisati, bevendo, facendo i bisogni all'aperto e litigando, il degrado a Mestre si è solo spostato in altri luoghi. Per Martini occorre allora mettere in atto misure che ricomincino ad affrontare le questioni profonde. Che non è possibile che da 7 anni la situazione peggiori e da 7 anni la situazione rimanga sempre la stessa senza una via diversa di soluzione. La via di soluzione è proprio questa, quella di modificare radicalmente l'approccio al problema, di modificare radicalmente la politica di questa città. È una discussione eterna quella di Mestre sul degrado di Mestre e della città. L'abbiamo raccontato in questi giorni raccontandovi anche dei commercianti insomma in trincea contro lo spaccio. C'è però anche una parziale risposta oggi a questo. Non riguarda il centro di Mestre ma un'altra zona della terraferma, perché c'è una riqualificazione di un'area che diventa un impianto sportivo. Allora la nostra Ilaria Marchiori è andata a vedere di cosa si tratta. Ilaria, a te la linea. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Mestre in via del Grano Turco. Insieme a me, oltre alle altre persone che state vedendo alle nostre spalle, c'è il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello, perché oggi è stata data un'importantissima notizia che non anticiperò io, ma lo farà direttamente il vice sindaco. Benvenuto Tomaello, di che cosa si tratta? Grazie intanto. Allora si tratta di una bella notizia. Dopo tanti anni di brutte notizie su quest'area del nostro comune, finalmente una bella notizia. Il Comune di Venezia ha vinto un bando dedicato allo sport, un bando PNR, e si è aggiudicato 5,5 milioni per fare un impianto sportivo polivalente, un palazzetto dello sport in quest'area. Quindi adesso entro fine ottobre gli ultimi nuclei familiari che sono ancora in quest'area verranno insomma trasferiti, e poi potranno partire i lavori per insomma realizzare un impianto sportivo. Davvero una bella notizia, perché insomma al posto di quest'area che è stata molto discussa e anche molto contestata si può adesso invece investire in sport, in giovani, in infrastrutture per tutti i cittadini. Area discussa e contestata per quale motivo? Vogliamo tornare un po' indietro negli anni? Ma area discussa perché naturalmente qua c'è anche l'assessore Boraso, il presidente della municipalità Pasqualetto, che insomma hanno fatto battaglie anche di tanti anni, di battaglie politiche con la Silvana Tosi. Ha fatto grandi battaglie per insomma evitare che ci fosse una quasi segregazione qua di persone, che ci fosse questo nuovo campo Sinti che è stato fatto qualche anno fa e che la giunta allora di centrosinistra aveva fatto. Dopo tante battaglie finalmente con questa amministrazione possiamo insomma investire in queste infrastrutture sportive e cercare una nuova destinazione. Quindi quello che
che è stato contestato era appunto creare un'area dedicata così per magari queste persone, un'area sempre contestata, invece adesso si può trovare un'altra destinazione, per questo siamo molto contenti. Nel caso di dire si passa dal Campo Sinti a una cittadella dello sport. Sì, non proprio una cittadella perché insomma è un impianto, un palazzetto polivalente, però insomma sì, un'infrastruttura dedicata allo sport, un impianto per circa 1000 persone che insomma potrà accogliere diverse discipline sportive. Di che cifre e di tempistiche parliamo? Parliamo allora come cifre 5 milioni e mezzo. Siamo il comune insomma, che ha presentato questo progetto e è riuscito anche ad avere il più alto insomma, finanziamento insieme a qualche altra città. Tempistiche entro il 31 marzo l'aggiudicazione dei lavori e dentro il 31 dicembre 2025 la fine dei lavori. Sono fondi PNR, quindi da queste date non possiamo scappare. Ecco, possiamo tranquillizzare eventualmente anche i residenti, perché poi ci saranno anche dei parcheggi. Bah sì, naturalmente sono i parcheggi a servizio del palazzetto, ma insomma l'area è abbastanza grande, quindi i parcheggi saranno contenuti perché insomma sono normativa CONI che rispetteremo, non saranno così invasivi, l'area insomma ha un accesso anche abbastanza facile e quindi insomma non penso che ci siano problemi, anzi sarà parcheggi a servizio del palazzetto e penso che insomma non creeranno sicuramente problemi. Ecco, ringrazio il vice sindaco Tomello, dicevamo che appunto qui c'è anche l'assessore Renato Boraso. Io mi sposto un attimino, mi metto in mezzo, ecco. Assessore, una battaglia, allora innanzitutto sappiamo che lei non solo è residente a Favaro, quindi comunque lei ha toccato con mano per anni proprio questo problema, la questione che è stata affrontata per davvero tanto tempo e diciamo una delle persone che l'ha affrontata proprio in prima linea è stata Silvana Tosi, che tra l'altro abbiamo trovato anche qui per un altro sopralluogo proprio lo scorso ottobre e purtroppo dopo alcune settimane è mancata, però è voluta venire qui fino all'ultimo insieme poi al canile. Questa è stata una delle sue più grandi battaglie e voi avete lavorato anche fianco a fianco. Sì, abbiamo lavorato assieme agli amici della Lega in quei mesi difficili in cui abbiamo contestato quel progetto, lo abbiamo contestato perché dal punto di vista sociale era un non progetto, no? Non era aggregazione, era un vero ghetto e credo che oggi con grande orgoglio la Silvana è qui con noi. Silvana è qui con noi per applaudire a questo progetto di riqualificazione. Io ringrazio il vice sindaco che ha seguito con grande silenzio, con grande serietà questo finanziamento del PNR, perché ovviamente senza le risorse non riusciamo a fare e faremo un progetto che finalmente sarà un vero progetto di riqualificazione. Era il sogno di Silvana, di molti di noi, qui con me c'era l'ex consigliere comunale Giancarlo Giacomini allora, Sergio Memmo della municipalità, Pasqualetto che anche lui, tante persone che hanno vissuto l'assurdità di questo progetto. Ovviamente, come ha detto bene il vice sindaco, si libera con i prossimi mesi le ultime presenze e poi finalmente riconsegniamo alla città di Mestre e di Venezia un progetto vero, perché come ha detto bene il vice sindaco avremo una struttura polivalente sportiva che potrà dare incontro a tante esigenze sportive di primo livello che in città ci sono, per fortuna ce le abbiamo e troveranno qui la risposta, e quindi io sono veramente contento per Favaro, per Mestre, per l'intera città e soprattutto per la memoria di Silvana, che veramente aveva tanto combattuto per dire a tutti e al mondo intero che questo progetto era un non progetto sociale, e la prova c'era, insomma la verità c'era, e oggi finalmente diamo compimento grazie all'amministrazione del sindaco Luigi Brugnaro e a amministratori seri, sensibili e competenti come il vice sindaco Tomello. Ecco, a proposito del vice sindaco, ovviamente sorge spontanea una domanda, perché nei mesi scorsi ci sono state alcune polemiche, insomma qualcuno è anche insorto per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi del PNRR dedicati allo sport, e adesso abbiamo questa notizia che in qualche modo parla ancora di sport.
Anticipando quelle che potrebbero essere le polemiche dei prossimi giorni, lei come replica, come commenta? Ma questo fondo innanzitutto era un fondo dedicato assolutamente allo sport, tanto che è stato fatto dal Dipartimento per lo Sport del governo, quindi era dedicato solo, aveva varie cluster così chiamati, ed era dedicato alla realizzazione di nuove strutture. E poi voglio trovare qualcuno che critichi l'amministrazione che investe in sport, cioè investire in sport vuol dire investire in futuro, in giovani, in famiglie, in persone che possono trovarsi. Sport vuol dire socialità, salute, cioè sport è chiaro che è un concetto che per la cittadinanza sicuramente è una cosa positiva, e quindi investire in strutture dove in un comune non si è mai investito in infrastrutture sportive, perché la situazione delle infrastrutture sportive del comune è seria, nel senso che non è delle migliori e siamo carenti di tantissime strutture, l'abbiamo visto in questi anni. Investire in queste strutture penso che sia da città seria, da amministrazione seria, quindi spero che non ci siano polemiche, perché chi critica lo sport, chi critica questo tipo di infrastrutture forse evidentemente non conosce cosa sono e non sa quello che i cittadini chiedono. Grazie Tomaello, con questo abbiamo già la risposta a quelle che potranno essere eventuali polemiche anche delle prossime ore e dei prossimi giorni. Se non ci sono altre domande, io qui da via del Grano Turco restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, grazie ai tuoi ospiti. Quindi si trova una conclusione, una vicenda che abbiamo raccontato per tanti anni, quello delle casette, le casette di via Valenari, via del Gran Turco. È stata una battaglia decennale e quindi trova una sua conclusione almeno in questo punto. Però è chiaro che, diceva Ilaria, già l'anticipava, potrebbe esserci qualche polemiche per l'utilizzo di questi fondi. Adesso andiamo invece a parlare, torniamo a parlare di West Nile, torniamo nella provincia più colpita, torniamo a Padova, un altro focolaio, nuove disinfestazioni. Salgono ancora i casi di West Nile nel Padovano. L'ultimo bollettino di queste ore parla di 148 contagi da luglio, con 69 forme neuroinvasive. I nuovi casi sono stati confermati in persone che vivono al confine tra Padova e Ponte San Nicolò. Per questo le due amministrazioni comunali hanno disposto la disinfestazione notturna con prodotti adulticidi. Il cluster, per essere considerato tale, deve contare almeno 2 casi nel raggio di 2 chilometri. Il sindaco di Padova ha firmato l'ordinanza per l'attività di disinfestazione lungo via Bembo, dove si è verificato l'ultimo contagio. L'operazione, d'accordo con l'USL 6, si svolgerà nella notte tra il 26 e il 27 agosto dalle 23:50 alle 4 del mattino. I cittadini, come nelle altre occasioni, sono invitati in quella fascia oraria prevista per l'intervento a tenere le finestre chiuse, a portare all'interno gli animali domestici e a proteggere con teli gli orti e le eventuali piante commestibili presenti in terrazze e giardini, oltre a prestare la massima attenzione nel non lasciare ristagni d'acqua dove le zanzare possono depositare le uova. Nuova ordinanza emanata anche a Ponte San Nicolò, dove ci saranno delle disinfestazioni al confine con il comune di Padova. Il sindaco ha pubblicato nel sito del comune nuove disposizioni per contenere la proliferazione delle zanzare, che sono il vettore di trasmissione del virus West Nile. E poi c'è la situazione nel Trevigiano, meno complessa rispetto a quella di Padova, anche se i numeri sono importanti. Invece preoccupa un po' il rialzo dei contagi per quanto riguarda il Covid. Pur non essendo tra le province più colpite del Veneto, anche nella Marca la diffusione del virus West Nile preoccupa ed è di molto superiore a quella che si era registrata negli anni passati, quando in tutta la stagione estiva si registravano 2-3 casi. Ad oggi sono già 63. Da luglio abbiamo avuto complessivamente 63 casi di West Nile, di cui 51 nel distretto di Treviso, 4 nell'area del Castelfranco, 4 a Piedisoligo e 4 persone che sono state ricoverate da noi che erano da fuori ULSS. Attualmente abbiamo sostanzialmente 7 ricoverati e il coinvolgimento neuroinvasivo abbiamo avuto quindi 15 persone con encefaliti precedentemente ricoverate e 4 con meningiti febbrili. La zanzara che trasmette il West Nile non è la tigre ma la culex, quella che punge dalle ore serali al primo mattino. Fondamentale quindi usare repellenti, abiti coprenti e chiari, evitare tutti i ristagni d'acqua dove le zanzare si riproducono, come mettere le pastiglie larvicide in tombini e caditoie. Sul fronte Covid
intanto sono 62 nella Marca le persone ricoverate in area non critica, 1 in terapia intensiva, ma negli ultimi 2 giorni in provincia di Treviso c'è un dato in controtendenza ed è l'aumento dei contagi, 399 ogni 100.000 abitanti. Abbiamo un 486 su 100.000 tra 70 e 80 anni, cioè tutte persone che non hanno fatto la quarta dose, che quindi ovviamente stanno prendendo il Covid. Da vedere come evolverà la situazione nelle prossime settimane con la ripartenza delle scuole, l'arrivo dell'autunno e l'abolizione di quasi tutte le restrizioni. La Regione Veneto ha elaborato un piano pandemico da attivarsi qualora sia necessario. Noi siamo ovviamente preparati e questo è un vantaggio perché il Veneto è sempre stato antesignano rispetto a questo. Poi ci sarà un nuovo governo, io mi auguro che il nuovo ministro della salute, qualsiasi sia, prenda in mano la questione perché serve ovviamente anche una regia nazionale. Dall'ULSS 2 all'ULSS 4, l'unità di terapia semi-intensiva, la Stroke Unit dell'ULSS 4 ha ricevuto un premio internazionale. Dovremmo vedere il servizio, parliamo della Stroke Unit dell'unità dell'ULSS 4, unità di terapia semi-intensiva per le proprie performance, ha ricevuto un riconoscimento internazionale appunto della sanità. L'unità di terapia semi-intensiva per la cura dell'ictus, che ha sede presso il reparto di neurologia dell'ospedale di Portogruaro, ha ricevuto in questi giorni il prestigioso premio internazionale Angels Diamond. È l'unica stroke unit ad averlo ottenuto in Veneto e tra le poche in Italia. È un premio ambito, riconosciuto a livello internazionale e sono veramente felice che sia dato a questi professionisti, che chiaramente vede premiata tutta l'azienda, perché questo è un lavoro di squadra che coinvolge lo stroke, la neurologia, ma anche il pronto soccorso, la radiologia, il laboratorio, gli specialisti che danno la consulenza e la riabilitazione che chiaramente poi interviene nella fase post-acuta. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato grazie ai risultati ottenuti, come il numero dei pazienti trattati in fase acuta, in media 300 ricoveri all'anno, la rapidità di somministrazione delle terapie, la prevenzione delle complicanze, la correttezza delle terapie di profilassi in fase secondaria. Il tasso di mortalità a 30 giorni in questa unità operativa è tra i più bassi d'Italia, circa il 5% contro una media nazionale di circa il 10%. Il dottor Antonio Baldi, responsabile della Stroke Unit di Portogruaro, ha ritirato il premio a Lione nei giorni scorsi. È un premio che certifica soprattutto la rapidità di intervenire con il trattamento di rivascolarizzazione di una patologia tempo dipendente come l'ictus cerebrale. Oltre alla rapidità della somministrazione delle terapie, vengono presi in considerazione parametri della qualità delle cure, della diagnostica. È ampiamente dimostrato che il ricovero in una stroke unit è in grado di ridurre in modo significativo la mortalità o l'infermità. Questa azienda sanitaria oltre 20 anni fa è stata una delle prime in Italia a dotarsi di un'unità di cura dedicata alla gestione dell'ictus in fase acuta. I risultati ottenuti da questo reparto testimoniano la bontà degli interventi e delle cure. Il premio ricevuto, il giusto riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi. Allora, adesso ci separiamo un attimo, c'è il meteo, le previsioni del tempo, poi qualche istante di pubblicità e poi apriremo la pagina politica come di consueto. A fra poco. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Previsioni per venerdì 26 agosto. Sul Veneto cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento soprattutto sui rilievi, con possibile probabilità di precipitazioni che potrebbero estendersi anche in pianura. Temperature minime comprese tra i 19 e i 22 gradi, massime dai 29 ai 33 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia previsto cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio è attesa maggiore variabilità con possibili locali rovesci anche a carattere temporalesco, specie sui monti.
Temperature minime comprese tra i 20 e i 22 gradi, massime sui 31-32 gradi. Sul Trentino Alto Adige cielo in prevalenza terso in mattinata. Dal pomeriggio probabile aumento della nuvolosità con possibili rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra i 17 e i 18 gradi, massime dai 31 ai 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Noi siamo all'altezza di quello che ha detto ieri Draghi qui, cioè di costruire un percorso per cui davanti a un'emergenza c'è un patto repubblicano che dice ok, saremo alle elezioni l'uno contro l'altro, ma se c'è uno tsunami derivante dall'energia ci fermiamo e cerchiamo di risolverlo insieme? Se la risposta di Conte è io l'ho detto prima, e quella di Salvini è io penso che Calenda ha paura di perdere, fate così, vi regaleremo un giocattolino dei Playmobil e giocate con i Playmobil, ma qui ci sono posti di lavoro, persone che vanno a casa e industria che viene distrutta. Se non si vogliono fermare, non si fermassero, ne risponderanno al Paese. Per quanto ci costa, noi abbiamo fatto una proposta fattibile, dettagliata e con numeri per affrontare questa situazione. Così, rieccoci in diretta, così ieri Carlo Calenda, insomma, rispondendo anche replicando a quanto si è detto dopo il suo appello di ieri, lo ricorderete su Twitter, ha detto fermare la campagna elettorale e sostenere il governo Draghi per l'emergenza gas. Ieri il prezzo schizzato a 317 euro a megawattora, adesso è sceso un po' sotto i 300, ma resta questa emergenza. C'è un decreto che è in preparazione a quanto pare da parte del governo emergenziale. Resta la problematica, l'abbiamo raccontata nella nostra prima parte della nostra edizione, di questa edizione, con le varie sfaccettature dei rincari dalle aziende ai negozi, addirittura adesso anche con le spese condominiali che a quanto pare saranno triplicate, poi le case di riposo. E come detto ci sono state diverse repliche anche ironiche a quanto detto Calenda. Questa era la sua risposta, insomma, alle critiche. Saluto e ringrazio per essere con noi Gabriele Zanella di Unione Popolare, candidato per Unione Popolare. Buongiorno. Buona giornata e grazie per l'invito. Luana Zanella, giuro che non l'abbiamo fatto apposta, Luana Zanella, candidata di Verdi Sinistra Italiana. Buongiorno a voi e grazie anche io per l'invito. E poi Luigino Rancan di Alternativa per l'Italia, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, io ripartirei proprio da qui, insomma, il tema emergenziale del gas e di quanto sta accadendo, di quanto lo spettro, insomma, dei razionamenti addirittura, ma soprattutto di queste bollette che potrebbero costringere numerose attività a chiudere e anche famiglie che si trovano a dover a che fare con aumenti insostenibili. Allora, ripartiamo da qui. Nel frattempo la BBC informa, c'è scritto sul Corriere della Sera, lo leggiamo dal sito del Corriere della Sera, che la BBC sostiene che la Russia sta bruciando enormi quantità di gas al confine con la Finlandia, mentre i costi energetici dell'Europa salgono alle stelle. La Russia sta bruciando grandi quantità di gas naturale. Secondo quanto riportato dalla BBC, un impianto situato al confine con la Finlandia starebbe bruciando gas per un valore stimato di 10 milioni di euro al giorno. Questo è lo scenario internazionale che si riflette ovviamente anche nel nostro paese, nella nostra economia, e poi ci sono anche ovviamente le speculazioni. Ripartiamo da qui. Zanella, Gabriele Zanella, ieri questo appello di Calenda, fermare la campagna elettorale, portare avanti l'agenda Draghi. Mi pare che rispetto ai costi delle bollette, che poi era il tema, e rispetto ai costi del gas, nell'agenda Draghi e nell'impostazione assolutamente liberista di Calenda non ci sia nulla di buono, insomma, per le persone che in questo momento, in questo inverno, versando in stato di bisogno, non potevano scaldarsi e erano soggette a bollette esorbitanti, oserei dire. Io penso che le cose da fare siano esattamente il contrario di quello che dice Calenda. Fermare la speculazione che preesisteva già prima
della guerra, ridare in mano la partita dell'energia al pubblico, con dei costi che siano controllati, con un tetto che oggi propongono in tanti, ma che quando è stato proposto all'inizio della crisi energetica veniva proposto dal gruppo parlamentare Manifesta, che è parte di Unione Popolare, e sostanzialmente è passato totalmente nell'indifferenza del resto del panorama politico e del Parlamento e del governo Draghi stesso. Credo che sia opportuno, noi pensiamo che sia opportuno una partita appunto di pubblicizzazione, di nazionalizzazione di quella che è l'ambito energetico, a partire da Enel Green Power, una azione politica seria rispetto a quelle che sono le rinnovabili, niente schiavitù dal fossile, niente dipendenza da risorse finite dal fossile o peggio ancora dal nucleare, sia in termini di pericolo, sia in termini di scorie, sia in termini di valore pratico. La cosa principale da fare sono appunto il ridare, il mettere in atto una politica seria rispetto a quelle che sono le fonti rinnovabili, il controllo pubblico rispetto alle tariffe, il far venir meno la speculazione che comporta insomma una serie di investimenti e di questioni finanziarie che vanno a mettere in difficoltà le persone di fronte a un servizio primario che è quello dell'energia, che è quella del gas. E poi va fermata questa guerra, perché accanto al richiamo etico, e anche il Papa nelle parole di ieri è stato, io credo, ha detto per l'ennesima volta delle parole significative per far finire il conflitto bellico, accanto a questo io credo vada rispettato e vada anzi sollevato e vada praticato un pacifismo popolare, il pacifismo di chi vede dei servizi fondamentali oggetto di rincari dovuti a quella che è la guerra, chi vede il proprio paese fornire delle armi e non avere in questa, anziché mettere in partita quei soldi, mettere in partita quei miliardi per sostenere le fasce basse di reddito, le fasce bisognose, le fasce che o per mancanza di lavoro o per costi esorbitanti di servizi andrebbero in questo momento sostenute in maniera particolare. Io vi ricordo che le spese militari hanno comportato 13 miliardi di aumento nello scorso febbraio, da 25 miliardi di euro l'anno a 38 miliardi di euro l'anno, e ci sono fasce che non riescono ad arrivare alla fine del mese, strati della popolazione che fanno fatica a mettere assieme il pranzo con la cena, persone, lavoratrici e lavoratori che non vengono mandati in pensione, quando l'abrogare la riforma Fornero costerebbe 8 miliardi di spesa corrente l'anno e, ripeto, l'aumento delle spese militari ne costa 13. Allora bisogna fare tutto il contrario dell'agenda Draghi, tutto il contrario di quello che dice Calenda. Vanno rimessi i servizi essenziali sotto il controllo della cosa pubblica, esattamente il contrario di quello che è stato fatto negli ultimi 30 anni con le privatizzazioni e con le fantomatiche liberalizzazioni che avrebbero dovuto, nella narrazione ideologica di chi le ha fatte, portare concorrenza, portare abbassamenti, e invece i risultati li vediamo, i risultati della speculazione, i risultati degli aumenti, i risultati di persone che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, che non ce la fanno ad accedere ai servizi essenziali dentro una forbice sociale che continua ad allargarsi. Luana Zanella, come la vede lei? Io voglio sottolineare un aspetto a proposito di questo dramma, insomma, dell'aumento dei costi del gas, che come è stato detto anche nel vostro servizio, ci sono delle manovre speculative che sono da tenere in considerazione, e sottolineo che dal settembre del 2021 al fine giugno di quest'anno 2022 ben 50 miliardi di extra profitto sono stati introiettati dalle imprese, dall'ENI e dalle imprese energetiche. È noto che Draghi ha cercato di
tassare, di fare una imposizione del 25% su questi che lui ha definito scandalosi extra profitti, non io ambientalista, non io di Verdi, di Alleanza Verdi Sinistra Italiana, ma Mario Draghi. Ecco, sappiamo, l'abbiamo denunciato anche con un esposto alla Procura della Repubblica, che è stata introiettata da parte dello Stato una minima parte di quanto dovuto, cioè il 25%, anzi l'anticipo, perché tutto il 25% hanno la possibilità, queste imprese che hanno così tanto guadagnato, di saldarlo a novembre, quindi il 10% di questa immensa somma di denaro, nemmeno questo è stato incassato dallo Stato. Questo a dire che sicuramente l'emergenza gas potrebbe subito essere affrontata e avere una risposta certa ed efficace con questa restituzione di maltolto, dico io, a chi di dovere, cioè alle imprese e alle famiglie che più soffrono, perché è del tutto evidente che ancora dobbiamo patire il rialzo fino alle conseguenze, diciamo, estreme, molte delle quali sono anche diciamo non prevedibile pienamente. E già però alcune parecchie imprese, lo diceva chiaramente oggi il Messaggero, sono chiuse, hanno chiuso, e come veniva detto prima, molti condomini, soprattutto nelle grandi città, soprattutto i condomini vecchi, dove magari hanno degli affitti contenuti, oppure ci sono i piccoli proprietari della propria casa, ma hanno spese condominiali inaccessibili. Andrà a finire che non vengono pagate, andrà a finire che ci sarà un'emergenza sociale per questo. Per non parlare appunto delle imprese, io sono di Venezia, e basta sentire parlare con chi ha le imprese delle vetrerie, cioè le imprese più energivore, tra virgolette. Ecco, quindi il modello anche di sviluppo che ormai insomma si è visto non sta nemmeno al passo con i tempi, non sta nemmeno al passo con la necessità di una riconversione ecologica, purtroppo non sta nemmeno al passo di questa emergenza che è dovuta alla guerra sicuramente, ma che va anche al di là della guerra. Certo, il sentire, il capire che si bruciano i gas a confine con la Finlandia e si bruciano quindi risorse che in questo momento sarebbero preziose, e in più si inquina in maniera chissà quanto CO2 produce anche questa attività, è una cosa che è sconvolgente e che va assolutamente invertita, stoppata, vanno fatti i cambiamenti, va condotta un'azione di governo a livello nazionale, scusate, e a livello europeo decisa e decisiva. Io dico, ci vorrebbe un nuovo PNRR, un nuovo Recovery Fund per l'energia. Peraltro, ecco, in merito... Sì. Chi? Zanella? Gabriele? No, forse... Sì, no. Ah, ok, no, avevo sentito un ritorno di audio. Peraltro, in merito proprio alle preoccupazioni di Luana Zanella, gli scienziati, dice Corriere della Sera, sono preoccupati per i grandi volumi di anidride carbonica e fluigi che si stanno formando, che potrebbero accelerare addirittura lo scioglimento del ghiaccio artico, tanto per dire com'è la situazione. Rancan. Ci sono delle imprese che non riapriranno, diceva prima Luana Zanella, abbiamo fatto vedere proprio nella prima parte, nella nostra prima edizione, le vetrerie di Murano, sono energivore per eccellenza, le fornaci delle vetrerie, e la grande preoccupazione, ma davvero questo rincaro è trasversale in tutti i settori? Sì, concordo con quanto affermato dalla parte economica. Per fare un esempio, noi dovevamo fare il nostro congresso di partito
all'hotel Antonella di Pomezia Terme. Notizie di stamattina che l'hotel ha messo in cassa integrazione i 45 dipendenti a causa dell'aumento dell'energia elettrica e del gas e delle spese. Allora io vorrei provare a capire qual è la causa di tutto questo, di quello che sta succedendo, cioè le famiglie in difficoltà, le imprese in difficoltà con rischio addirittura di non riaprire. Credo che la causa di base sia il fallimento delle politiche degli ultimi governi che abbiamo avuto durante il periodo Covid e adesso col periodo della guerra. Cioè il fallimento è dato dalle modalità del governo. Tutti parlano bene di Draghi, per carità, sarà una persona bravissima, all'altezza forse del compito, però è un economista, non è un politico. Probabilmente non ha centrato quello che è il problema generale che stiamo vivendo adesso. Allora, ad esempio, la politica sui vaccini. Allora, facciamo così, le posso dire, sui vaccini ci arriviamo fra poco. Restando sul tema energia, sul tema del gas, secondo lei cosa si deve fare? Diceva Luana Zanella, intervenire sugli extra profitti. Ma quelli sono tutti aspetti finanziari e tecnici che può fare il governo, cioè quelli che sono gli aspetti. Io credo che la proposta mia sia quello di cambiare classe politica. Quella classe politica che ha gestito... Cioè lei dice ci vuole un politico, non un tecnico. Ci vuole un politico, ma ci vogliono anche un cambiamento di classe politica a livello parlamentare. Finché torniamo a mandare le stesse persone a livello parlamentare, i risultati saranno sempre quelli, sempre fallimentari. La persona che va a votare deve cominciare a capire che non deve adeguarsi a quello che gli viene proposto, deve cercare proposte alternative. Se volete... Allora, adesso, visto che abbiamo introdotto prima con Gabriele Zanella il tema anche della guerra, vi faccio sentire cosa ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio ieri a Kiev. Ha parlato anche della questione delle sanzioni e del rincaro del gas. Così commentiamo anche questo, così restiamo in tema e poi ci arriveremo ai vaccini. Sentiamo Di Maio. Ci sono posizioni ambigue del tempo. Se si vuole sostenere l'Ucraina, la si sostiene dal punto di vista delle sanzioni alla Russia, dal punto di vista della resistenza ucraina, del supporto umanitario e del supporto finanziario. E voglio dire chiaramente che oggi la propaganda russa vuol far credere al fatto che sia colpa delle sanzioni il problema del prezzo dell'energia, ma in realtà sappiamo bene che è la Russia che sta ricattando l'Europa aprendo e chiudendo i rubinetti del gas, ed è per questo che noi abbiamo avviato come Italia un'opera di diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas e ci battiamo a livello europeo per il price cap sul gas, che è anche una forma di sanzione per dare meno soldi a Putin. Spero che alcuni slogan elettorali in Italia siano solo degli slogan, perché non si può scegliere di stare sia dalla parte del mondo libero che dalla parte delle autocrazie e delle dittature. Agli amici ucraini dico: siamo con voi, l'Italia è con voi, il popolo italiano è con voi, voi siete la resistenza europea. La Russia deve porre fine a questa inaccettabile e gravissima aggressione, a questa occupazione illegale, ai suoi attacchi brutali contro i civili disarmati. Siamo con voi per trovare la pace, per mettere la parola fine a questo terribile conflitto. Sappiamo bene che la Russia non perde occasione per continuare l'azione militare e intensificare la guerra, ma per noi la via da seguire rimane quella importante della diplomazia per raggiungere la pace, quella pace a cui il vostro popolo aspira, a cui il vostro popolo ha diritto. Allora, così Di Maio ieri. Gabriele Zanella, dice Di Maio, insomma è tutta propaganda quella che la situazione del rincaro venga dalle sanzioni. In realtà è la Russia che chiude i rubinetti, la Russia che ricatta l'Europa. La situazione dei rincari del gas e della luce è antecedente alla guerra, cioè la speculazione esiste a prescindere da quella che è stata la guerra. Certo, la guerra con le sanzioni e con chiaramente una
difficoltà di rapporti, io credo che l'Europa e l'Italia abbiano delle gravissime responsabilità nel non essersi collocati in un ruolo di mediazione e anzi nell'aver fomentato quello che è stata un'inclinazione dei rapporti che adesso, tra le altre cose, porta anche a dei rincari e voglio dire a delle chiusure da parte della Russia. Io penso che il nostro Paese potesse appunto avere un ruolo fondamentale che ha sempre avuto storicamente, anche per la posizione geopolitica nella quale si trova, di mediazione e di tentativo di far cessare il conflitto. Penso che così non sia stato, che il nostro Paese si sia reso assolutamente co-belligerante e abbia contribuito con il resto dell'Europa a schierarsi in un contesto che ricorda i blocchi, a schierarsi con gli Stati Uniti, che avevano tra l'altro degli interessi economici completamente diversi, avevano degli interessi di venderci il gas liquido, ricordo anche questo, a prezzo maggiore rispetto a quello che è il gas russo, e il nostro Paese si è reso purtroppo complice di un massacro, della continuazione di un massacro, quando la guerra sarebbe già potuta finire, io credo, in tempi molto brevi e con un accordo. C'erano state delle aperture che la Germania aveva per un periodo tentato di mettere in atto, tentato una mediazione. C'erano state delle aperture e purtroppo non sono state colte, cioè l'Occidente ha continuato ad armare gli ucraini, si è continuato anche a non vedere quella che è stata una politica di espansione e di provocazione della NATO. Con questo io non voglio entrare in alcun tipo di giustificazione dell'invasione dell'Ucraina. Assolutamente non si tratta di metterla come è stata messa e come continua a metterla Di Maio oggi, su un piano delle tifoserie, perché questo purtroppo è stato l'atteggiamento irresponsabile anche della narrazione che questi governo italiano, il governo francese e il governo americano hanno fatto della guerra. Qua non si tratta di metterla sul piano delle tifoserie, si tratta di recuperare quello che è un multilateralismo, una condizione di pace, una condizione di cooperazione e di collaborazione, e di dirimere quelle che sono le questioni internazionali attraverso dei tavoli di pace, attraverso la diplomazia che Di Maio cita, ma cita dopo non aver fatto assolutamente nulla che andasse in questa direzione, dopo essere stato parte di un contesto politico assolutamente cieco rispetto a quello che da 8-9 anni succede in Donbass. Ma ripeto, andava perseguita una politica di mediazione che oggi non è stata fatta e che oggi avrebbe dato dei frutti ben diversi, prima di tutto andando a limitare quello che è il massacro e l'esodo della popolazione ucraina, e poi io credo andando anche ad avere una situazione economica e di servizi fondamentali fortemente diversa da quella che è nell'attualità. Luana Zanella, è d'accordo? Bisognava fermare prima la guerra in qualche modo? Guardi, io sono convinta che bisognava avere più intelligenza politica rispetto al rischio di un'invasione di uno Stato come l'Ucraina. C'erano tutte le possibilità di capirlo e di prevenirlo forse, anche se la modalità con cui questa guerra è stata scatenata, la violenza e anche la postura stessa della Russia in questo momento non depongono certo a favore di una soluzione semplice. Quindi io credo che anche noi patiamo questa grande incapacità della diplomazia internazionale di fare i conti anche con una differenza irriducibile di quella che non è certo una democrazia, di quello che è uno Stato che ha anche delle logiche, diciamo, differenti da quelle
occidentali. In ogni caso io credo che la dipendenza che è andata sempre più affermandosi e sedimentandosi dal gas russo sia una delle cause della crisi attuale. Se fossero stati ascoltati di più gli avvisi, gli avvertimenti, le proposte dei Verdi che avevamo fatto già nel 2008, quando ci fu l'altra crisi, vi ricordate, come Verdi europei, e quindi con un'uscita dall'economia fossile, con la decarbonizzazione dell'economia, con una spinta verso le rinnovabili che sono producibili addirittura attraverso la promozione delle comunità energetiche anche a livello di singoli territori, di piccole e medie comunità, con l'aiuto, il sostegno sia dello Stato ovviamente, ma anche delle autonomie locali, delle regioni, eccetera, è possibile, sarebbe stato possibile iniziare tantissimi anni fa, tantissime decine di anni fa, ormai iniziamo adesso. Questa è la vera risposta alla guerra, questa è la vera risposta al sottrarsi al ricatto della Russia. È ovvio che adesso, nel momento in cui la guerra è stata scatenata, il fatto di inviare armi, produrre armi, continuare ecco, non è quella la soluzione. Io sono d'accordo che o promuoviamo veramente il cammino della diplomazia, e è chiaro che non lo può fare l'Italia da sola, ma sicuramente l'Europa ha una voce in capitolo forte. Da questo punto di vista, ecco, se non facciamo questo, e allora dovremo, non lo so, assistere a una guerra anche di lunga durata, così come abbiamo assistito a altre guerre per le risorse in questi anni nel mondo, e dovremmo fare i conti con una situazione drammatica da tutti i punti di vista, compreso quello della sofferenza di tante donne e tanti uomini, dei bambini e degli anziani, che non tutti possono rifugiarsi fuori dai confini dell'Ucraina, e penso anche comunque anche ai soldati russi che non sempre sono, diciamo che sono costretti spesso e volentieri, non sono tutti mercenari. Io penso anche alle madri di quei giovani militari, ecco, una grande sofferenza che nel 2022 dovrebbe essere risparmiata. Bisogna assolutamente pensare la maniera, il modo, come dice anche il Papa, di risolvere i conflitti in maniera meno brutale, in maniera meno diciamo violenta e disumana, anzi purtroppo è molto umana, ahimè, perché altrimenti la guerra rimarrà ancora a determinare le sorti della storia. Rancan, anche voi mi pare di aver capito che come dire, individuate nella decisione delle sanzioni una causa ovviamente di questa situazione energetica. Sicuramente le sanzioni sono una componente, una causa, però vorrei risalire Di Maio. Io quello che avete trasmesso di Di Maio l'avevo già visto, già mi aveva fatto un pensiero che lo riconfermo adesso. Quello è un discorso folle di pura propaganda. Quella persona lì ora sta recitando una parte che gli hanno imposto o non lo so, si inventa e si arrampica sui muri. Allora ricordiamo che contemporaneamente a Di Maio presente in Ucraina, Zelensky ha convocato il nunzio apostolico perché il Papa si era permesso di fare una qualche considerazione sulla pace. Questo mi porta a pensare che questa guerra non finirà mai per un motivo molto semplice, al di là di sanzioni, al di là di rifornimento di armi all'Ucraina, al di là della capacità della diplomazia di cercare di risolvere quel problema. Questa guerra non finirà mai per il semplice motivo che Zelensky e tutta la squadra
che governa l'Ucraina hanno già deciso che questa guerra non deve finire. Cioè, quando un'Ucraina mezza invasa già dice che noi andiamo avanti fino alla vittoria, vuol dire che questa gente non capisce o non capisce niente o è obbligata a dire queste cose da qualcuno che gli sta alle spalle. Scusi, l'alternativa però sarebbe quella di essere invasi. No, non dico quello, cioè dobbiamo cambiare. Allora, la classe politica italiana in questo campo ha completamente fallito e l'esempio è il nostro ministro degli esteri, un Di Maio, che capacità propositiva, che autorevolezza può avere una figura del genere ad entrare in contatto con gli altri ministri degli esteri e con la classe diplomatica dell'Europa. E qua c'è la colpa anche di Draghi, perché Draghi, Presidente del Consiglio, doveva quantomeno scegliere un ministro degli esteri un po' più presentabile di quello che abbiamo, Di Maio. La soluzione deve essere chiaramente diplomatica, ma bisogna cambiare la classe politica che fa la diplomazia, cioè che coinvolge la nostra diplomazia per proposte alternative. Proponendo, mi ricordo anche che la Germania e la Francia mi sembrava fossero un attimino in dubbio sulle sanzioni, ed è stato il nostro bravissimo Draghi a convincere sia Macron che il presidente del governo tedesco, il cancelliere tedesco, a compattarsi per le sanzioni contro la Russia. Allora, quando facciamo delle sanzioni, cioè che andiamo a ledere gli interessi di una certa nazione, addirittura forniamo di armi uno dei due contendenti, non possiamo pretendere che l'altra parte ci regali le caramelle. Sicuramente ci condizionerà quei mezzi che ha, e il mezzo tragicamente per noi è il gas. Adesso siamo solo all'inizio, tra poco arriverà l'autunno e poi arriverà l'inverno, e quindi purtroppo ne vedremo delle brutte, non ne vedremo delle belle, ne vedremo delle brutte. La proposta mia è quella di cambiare, adesso che abbiamo la possibilità di andare a votare, di cambiare questa benedetta gente che c'è in Parlamento, che abbiamo visto anche l'esempio adesso di questa corsa alle liste elettorali. C'è solo una corsa per andarsi a accaparrare la sedia, inimicizie, odi all'interno dello stesso partito, solo in funzione della sedia, non in funzione di una politica nuova, diversa. Quindi la proposta mia alla fin fine è quella di cambiare la nostra classe politica. Allora, dopo le faccio vedere, adesso rientro dalla pubblicità, facciamo un attimo di pubblicità, dico già alla regia, e le faccio vedere un novello politico a proposito di cambiare la classe politica. Le faccio vedere l'intervento di un novizio, di un neofita della politica, tra virgolette. Allora, la pubblicità e poi ritorniamo. Voglio sottolineare ancora una volta che Forza Italia rappresenta la parte liberale, la parte garantista, la parte cristiana, la parte europeista e atlantica del centrodestra. Quindi le nostre priorità sono quelle per cui ci siamo sempre battuti. Innanzitutto la lotta contro l'oppressione fiscale, che realizzeremo con una flat tax al 23% uguale per famiglie e imprese. Poi la lotta contro l'oppressione burocratica, abolendo il regime delle autorizzazioni preventive, così che per costruire una casa o per avviare un'attività imprenditoriale basterà inviare una lettera raccomandata al comune di pertinenza e naturalmente rispettare le leggi, perché poi, ma solo posteriori, vi saranno controlli e anche multe per chi non avrà rispettato le leggi. La terza cosa, la lotta contro l'oppressione giudiziaria, realizzando finalmente la separazione delle carriere tra giudici e PM, in modo che accusa e difesa abbiano gli stessi diritti e anche impedendo ai PM di richiamare nel processo chi è stato assolto in primo o in secondo grado. A queste cose aggiungo una particolare attenzione per i più deboli, quindi per i giovani che hanno bisogno di opportunità e non di sussidi, per gli anziani, per i disabili, ai quali vogliamo garantire una vita dignitosa e serena con una pensione minima di 1.000 euro al mese per 13 mensilità.
compresa quella particolare categoria che non ha mai pagato contributi ma che ha lavorato duramente in casa per tenere unita la famiglia e per far crescere i figli. Avete capito che parlo delle nostre mamme e delle nostre nonne. Infine, ma non è certo l'argomento meno importante, infine l'ambiente. Per l'ambiente noi abbiamo messo a punto un progetto molto vasto che va dalle energie rinnovabili alle ricerche per il nucleare pulito, come indicato dall'Europa. Allora, Zanella, Gabriele Zanella, che effetto fa vedere Berlusconi in campo dopo tanti anni? Adesso queste sono le pillole, la nuova modalità berlusconiana è quella delle pillole, diciamo, che manda sui social. Ha parlato di tante cose, adesso le affrontiamo tutte a partire dal lavoro. Vorrei affrontare con lei il problema del lavoro, ma insomma, diceva Rancani, insomma, cambiare la classe politica, poi c'è ancora comunque i leader che mantengono, insomma, quella leadership ormai da anni. Allora io non mi voglio focalizzare sulla persona perché penso che abbia fatto molti danni il berlusconismo e ne abbia fatti tanti anche l'antiberlusconismo, certo. Il fatto di focalizzarsi anziché sulle logiche che vengono portate avanti e sulle quali entro brevemente tra poco, ma è l'idea del male minore, quando, se noi prendiamo la questione della flat tax che Berlusconi ha citato, va detto che nella deformazione della tassazione progressiva che c'è stata in questo paese ha avuto un ruolo, ad esempio nella riduzione delle aliquote, anche il centro-sinistra, cioè la logica che Berlusconi, purtroppo la logica berlusconiana ha attecchito, la semplificazione, lui arriva addirittura a dire che con una raccomandata al comune uno si fa una casa, una cosa spaventosa, però va detto che una logica della velocità, della semplificazione, dell'autocertificazione è stata portata avanti anche dal centro-sinistra, da Bassanini, dalla Lanzillotta, dal tentativo di manomissione della Costituzione che c'è stato nell'autunno del 2016 al quale il referendum si è opposto. Allora, io credo che queste siano delle logiche totalmente aberranti dal punto di vista del fisco. Noi dobbiamo dirci chiaro e tondo che in questo paese chi paga le tasse al 90% e oltre sono lavoratori dipendenti, lavoratrici dipendenti e pensionati. Dobbiamo dirci che c'è già un livello di flat tax, per non dire di peggio, che è la tassazione indiretta, che è l'IVA sulle bollette, che è l'IVA sui generi di prima necessità. Siamo già in una situazione nella quale la Costituzione non è stata applicata da un punto di vista di quella che deve essere la progressività fiscale. Chi ha tanto paghi tanto, chi ha poco paghi poco, chi non ha nulla non deve pagare nulla. Non la proporzione, serve la progressività e serve soprattutto rimettere soldi in tasca a chi lavora e a chi deve arrivare dignitosamente alla fine del mese, a chi deve mantenere una famiglia, non tassare allo stesso modo il lavoratore che prende 25.000 euro l'anno e Briatore, tutti in proporzione. Serve in questo paese, non può essere un tabù, io credo serva una patrimoniale, oltre il 1 milione di patrimonio, quindi niente false narrazioni su prime case o robe di questo tipo qua. Oltre il 1 milione di patrimonio serve una patrimoniale, serve che chi vive di rendita venga tassato molto più di chi vive di lavoro, serve la tassazione. Unione Popolare ha in programma una tassazione al 90% su quelli che sono gli extra profitti, non le cifre ridicole delle quali stanno discutendo oggi. È necessario che una forbice sociale nella quale il 10% più ricco della popolazione ha il 60% e passa del patrimonio venga un attimo ridotta senza eccessi,
però io credo che patrimoni come il €1 milione insomma non debba essere assolutamente un tabù e sia assolutamente necessario capire chi sul piano sociale deve pagare il conto a un certo punto, perché è da troppo tempo che lo pagano le lavoratrici, i lavoratori, è da troppo tempo che viene sacrificato il servizio pubblico sul piano della sanità e della scuola e dei trasporti. Penso che la pandemia l'abbia messa in evidenza questa cosa qua, perché ci si dice che non ci sono i soldi e in realtà i soldi ci sono nelle tasche sempre degli stessi, e ci sono quando si tratta di fare grandi opere come tanto il centrodestra quanto il centrosinistra hanno fatto. Quando si tratta, ribadisco, di aumentare le spese militari, lì i soldi li trovano, e quando si tratta di non fare una lotta sull'evasione fiscale, e anche lì i soldi ci sono. Questo sostanzialmente è l'elemento fondamentale. Dopodiché che Berlusconi parli di ambiente, quando è stato, voglio dire, il principale condonatore di qualsiasi abuso edilizio in questo paese, quando continua a riproporre ricette obsolete come il nucleare. Cioè, io vado a fare in breve termine insomma un elenco di questioni che credo rendano improponibile il nucleare, dal pericolo alle scorie, al fatto che l'uranio è comunque una risorsa finita, non è una risorsa rinnovabile, al fatto che le centrali ci mettono 20 anni a essere costruite, ci metterebbero 20 certo, anni. una soluzione diciamo a lungo termine. Le posso chiedere una cosa? Che il problema della siccità ha manifestato un'ulteriore questione, che è quella del raffreddamento di impianti come le centrali e di impianti come gli inceneritori. Allora, di fronte a questa cosa qua veramente bisogna avere coraggio a parlare di ambiente così a sproposito. Va detto che questa cultura politica, che questa impostazione politica è stata generalizzata, che i contributi al fossile, i sussidi al fossile li ha portati avanti anche il centro-sinistra. Serve una alternativa politica chiara, serve il programma che stiamo proponendo come Unione Popolare. Allora, le voglio chiedere questo, così poi voglio sentire anche Zanella, la Luana Zanella. Cosa rimproverate, se rimproverate qualcosa a Verdi e Sinistra Italiana, che all'interno di questa campagna elettorale per le votazioni hanno invece deciso comunque un'alleanza nel nucleo del centro-sinistra. Sinteticamente però, che voglio sentire anche Luana Zanella. Cioè, penso che il centro-sinistra non rappresenti in alcun modo alcuna forma di giustizia sociale e di giustizia ambientale per ciò che ha portato avanti. Penso che la nostra proposta insomma fosse chiara, di metterci attorno a un tavolo, di continuare a portare avanti come stiamo pervicacemente facendo da anni e con perseveranza facendo da anni, un tentativo di alternativa a questo modello di sviluppo, e dal punto di vista sociale e della compressione, della sottomissione dei diritti dei lavoratori, e da un punto di vista ambientale, con voglio dire, un conflitto netto, un conflitto da portare avanti rispetto a quelle che sono le politiche estrattive, le politiche del consumo del suolo, le politiche mi faccia sentire un attimo che portano all'inquinamento. Io penso che strategicamente sia necessario portare avanti un polo alternativo e non continuare a far finta di provare a mitigare delle politiche, quando insomma è veramente il caso di a grattare i calcinacci del potere, è il caso di fare un qualcosa di diverso. È chiarissimo. Luana Zanella, allora, dice il suo omonimo Gabriele Zanella, insomma, all'interno del centro-sinistra insomma c'è una compagine che insomma porta avanti spesso anche delle situazioni che lo fanno assomigliare al centrodestra, quindi perché insomma voi siete in questa compagine? Beh, insomma che non ci siano delle differenze fortissime
e programmatiche, ma anche proprio di orizzonte culturale, di cultura politica tra centrodestra e centrosinistra. Basta aver visto prima Berlusconi. A proposito, Berlusconi, ricordo, è un europarlamentare, tra l'altro è l'europarlamentare più assente dalla plenaria del Parlamento europeo. Quindi egli non ha mai smesso di essere il leader di una forza politica che probabilmente senza di lui esisterebbe in una misura ancora più contenuta. Ecco, io sono stata in Parlamento quando Berlusconi era... Si è fermata per un attimo l'immagine, vediamo se riusciamo a recuperarla. Premier. Sì. E posso ben ricordare a chi ci sta ascoltando e qui c'è stato determinati momenti. C'è stato, scusi, sì, c'è stato un momento di... Sì, abbiamo perso gli ultimi 10 secondi. Ecco, sì, infatti, ecco, mi dispiace. Comunque, per riprendere il ragionamento, c'è stato nel periodo di governo di Berlusconi, del centrodestra, quando io ero in Parlamento, c'è stato un aumento del debito pubblico e addirittura in un determinato lasso di tempo c'è stata una imposizione ancora più forte di quella precedente, quindi un aumento delle tasse. Quindi bisogna vedere dal dire al fare cosa c'è di mezzo. Ma per ritornare al discorso del centro-sinistra, in tutta Europa i Verdi e anche in questo caso alleati in Italia con Sinistra Italiana hanno visto vedono la necessità del governo, quindi al di là dell'essere duri e puri, bisogna essere in grado di entrare in una alleanza per il governo di questo Paese, che significa anche contrattare programmaticamente un programma di governo, appunto, scusate il bisticcio di parole, ma significa anche, come è stato fatto in tutta Europa e anche in Italia, cercare di cambiare la mentalità e la cultura politica degli altri alleati, perché altrimenti non si va da nessuna parte. E nella mia esperienza, io ho governato con il centro-sinistra, sono stata in Parlamento con il centro-sinistra e ho visto un grande mutamento anche con la stessa sinistra, un grande progressivo assunzione di responsabilità verso l'ambiente, anche capire che la vera contraddizione, che il vero nodo del presente è il cambiamento climatico. 20 anni fa noi lo dicevamo già, però non era recepito, sembrava così una sorta di discorso estremista, pessimista e anche così che faceva paura alla fine e non era invece propositivo. Progressivamente abbiamo visto invece che è addirittura diventato un programma europeo, il Green Deal europeo, ma anche il PNRR, poi al di là di come si sta attuando nel nostro paese, avrebbe bisogno di molte correzioni, è la conseguenza di una presa in carico del cambiamento climatico, della crisi climatica, della necessità della transizione in senso ecosostenibile. E io dico, a livello europeo c'è stata un'alleanza anche con il Partito Democratico, perché la famosa tassonomia, che per noi doveva escludere gas e nucleare dalle rinnovabili, cioè dalle energie compatibili con la transizione ecologica, il PD ha votato con noi. Per me questo è stato un segno molto forte e molto incoraggiante.
Dice insomma Zanella, riferito a Gabriele Zanella, dice Luana Zanella, insomma andare da soli, la scelta insomma anche di Alternativa, di Unione Popolare, andare da soli significa certo essere magari duri e puri, considerarsi duri e puri, ma poi il sistema va cambiato governando, c'è bisogno in politica, c'è bisogno di essere convincenti, di avere le ricette e anche di essere realistici, però non è che possiamo sempre, io come Verde, si figuri, capisco anche le ragioni del mio omonimo Zanella e ne capisco anche la passione e tutto, ma forse anche dovuto all'età. Io sono convinta che ci voglia realismo, che ci vogliano le alleanze, addirittura anche trasversali, perché non è detto che certi provvedimenti non trovino anche ascolto, a me è capitato in Parlamento e non solo in Parlamento, anche dalle altre parti, perché quando si tratta di salvare il paese, di salvare il pianeta, di risolvere i problemi delle persone, delle donne e uomini in carne ed ossa, prima perfino Berlusconi parlava delle casalinghe, io sono d'accordo che il lavoro domestico vada riconosciuto, io sono d'accordo che le persone con disabilità debbano avere delle risposte molto più incisive sulla loro vita e che dia la possibilità di una vita indipendente e di avere un reddito che consenta loro di affrontare non solo a loro stessi ma anche i cosiddetti caregivers, cioè coloro che provvedono all'assistenza, ad affrontare in maniera non dico serena ma comunque, perché insomma, ma comunque umana, problemi che sono drammatici e che durano tutto il corso della vita. Io sono d'accordo con tutto ciò, però voglio trovare la possibilità di portare a casa il risultato. Non mi basta non le bandierine, le testimonianze. Io voglio il cambiamento vero, io voglio che ci sia un governo della trasformazione in senso sociale e in senso ambientale, perché so che quella è la prospettiva giusta per tutti, destra, sinistra e centro. Vancan. Allora, ho visto volentieri il filmato di Berlusconi. Quando si parla di politica tante volte si è pesantini. Introdurre ogni tanto una comica non fa male. Io quello spettacolino lì l'avevo già visto, scusatemi. Io sono un medico, ho fatto parte per quasi 38 anni delle commissioni invalidi e vedere il signor Berlusconi, l'atteggiamento e il ragionamento che fa, veramente ho giudicato una comica pietosa. Va bene, lasciamo stare il personaggio e torno a dire che certa gente bisogna lasciarla a casa. È ora di farla finita, credo che dentro di noi, ognuno di noi la pensa così, insomma, che certa gente va lasciata a casa. Per quanto riguarda la tassazione, il partito nostro, Alternativa per l'Italia, non propone quell'indecenza della flat tax, quella fesseria della tax del 15, 22, 23%, ma dove andiamo a favorire chi ha già tanto? Noi proponiamo invece il quoziente familiare, cioè la tassazione va basata sulla famiglia. Il giovane, il signore che ha il lavoro senza essere sposato, senza aver figli, paga una certa cosa. Se ha moglie casalinga, utilizziamo il termine che ha utilizzato il buon Berlusconi, ha una riduzione della tassazione diversa. Se ha dei figli a carico, diversa. Se ha degli anziani a carico, ancora diversa. Questa roba qua non è che ce la siamo inventata noi, è da non so quanti, 40, 50, 60 anni che è praticata in Francia e funziona benissimo. Una forma simile praticata anche in Germania e funziona benissimo. Non so come mai in Italia, neanche dai tempi della Democrazia Cristiana, siamo riusciti a introdurre una forma che io definirei di giustizia nei confronti delle famiglie italiane. Per quanto riguarda le alleanze, per carità, adesso i miei, definiamoli colleghi così di trasmissione, cioè la sinistra e i verdi, dico, ma con tutte quelle buone idee che avete, perché dovete andare ad allearvi con gente che la pensa in maniera diversa, che fa dell'opportunismo la forma politica per agire? È opportunismo puro e buono.
tanto che ormai siamo arrivati, almeno dalle letture dei giornali, da commenti che sento, che il programma del PD è uguale identico al programma della Meloni, di Fratelli d'Italia. Ormai si stanno avvicinando, si stanno sovrapponendo su tutto, per cui andate a fare alleanza con quella gente lì, quella gente là vi frega, semplicemente vi annulla. Quindi la richiesta che dobbiamo fare alla gente che va a votare, e le torno a ripetere, sono sempre quella insomma di non come dire, votare il calderone, dice lei. Sì, io dico votate per un'alternativa per l'Italia, che è il partito che io rappresento, ma se non vi va bene Alternativa per l'Italia, andate in cerca di altri partiti e date forza agli altri partiti, che se saremo rappresentati in Parlamento in qualche maniera riusciremo a condizionare quei vecchi marpioni che sono da sempre là, che ce la girano, rigirano e sono sempre quelli. Quindi se continuiamo a votare quella gente là, per l'Italia non cambierà niente, andremo sempre in peggio. Allora, volevo solo sentire, e chiudo, Gabriele Zanella, le chiedo di essere proprio sinteticissimo perché sto già per sforare, però visto che poi ha replicato Luana Zanella, insomma Luana Zanella dice a me non basta sbandierare una bandiera, voglio cambiare veramente e si può cambiare solo governando. Una replica a questa e poi chiudiamo. Gabriele Zanella. No, ma una replica perché anche la cosa del realismo, insomma, lascia il tempo che trova. E sono 14 anni che si parla di voto utile, penso sia l'unica argomentazione che il centro-sinistra ha in mano oggi, finché gli credono, come purtroppo gli hanno creduto finora. Cosa c'è stato di utile nel Job Act? Cosa c'è stato di utile nello sblocco Italia? Cosa c'è stato di utile nella Fornero? Cosa ha prodotto di utile il centro-sinistra sia nelle fasi di governo sia nelle fasi di opposizione? E vogliamo limitarci al Veneto. Cosa ha prodotto l'opposizione in Consiglio regionale di particolarmente utile quando le grandi navi in laguna sono state fermate dai movimenti? Gli affitti degli inquilini li ha portati a casa Rifondazione rispetto alla legge 39 del 2017. Il no alla Mestre Orte è stato portato a casa dal Comitato Opzione Zero. Cosa c'è stato di utile in quell'opposizione istituzionale rispetto all'opposizione sociale, rispetto all'opposizione dei comitati? Cerchiamo di dare voce a quella che può essere una cassa di risonanza anche dentro le istituzioni del conflitto. Il centro-sinistra ha confermato i decreti sicurezza, ha confermato che chi confligge sul piano sociale e ambientale per dire blocca una strada e si becca 12 anni di galera. Siamo di fronte ad una parte politica che, come l'altra, prova ad evitare e a mettere il tappo anche in termini securitari a qualsiasi forma di conflitto. La ministra Lamorgese ha fatto menare i ragazzi che andavano in piazza contro l'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo la necessità di una proposta, di una politica chiaramente alternativa. Ci sono 14 anni di narrazione, di mistificazione sul voto utile che si smontano da soli e che noi siamo qui per l'ennesima volta come Unione Popolare a provare con De Magistris a dare parola ai più deboli, a dare parola a chi ha a cuore il sociale e a chi ha a cuore la giustizia ambientale. Luana Zanella, le do 30 secondi se vuole controreplicare e poi chiudiamo. Mi scusi, ma Rifondazione, io ho governato il comune di Venezia e c'era anche Rifondazione col centro-sinistra. Il programma di Prodi è stato elaborato anche da noti esponenti di Rifondazione, per cui l'esperienza, adesso magari hanno cambiato idea, ma io sono convinta che loro a determinate condizioni entrerebbero in un governo di centro-sinistra, perché altrimenti non andranno da nessuna parte.
Chiudiamo lapidaria con Luana Zanella. Il dibattito è forte e sarà forte anche nei prossimi giorni e ci risentiremo ovviamente con tutti, perché ovviamente la campagna elettorale si sta scaldando. Come sempre non riusciamo a parlare di tutti i temi, ma ci vedremo ogni giorno proprio per questo. Grazie allora a Gabriele Zanella, a Luana Zanella e all'esponente di Alternativa per l'Italia Luigino Rancan. Grazie per essere stati con noi. Parleremo, le prometto, e la risentiremo anche sulla politica dei vaccini, perché è un altro tema forte, insomma, della vostra campagna elettorale. Grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alla pubblicità. Arrivederci.